Buonasera a Ma tutti. buonasera a tutti amici, da Napoliello 87 e mia moglie Sara e Forza Forza Napolese. Napolese. Poi siamo carichi? Ci abbiamo mangiato sul grifone? Ce lo Ah. facciamo al forno? Sarebbe il caso. Sarebbe Sì, proprio il caso. dobbiamo ritornare a vincere, dobbiamo ritornare sì, a vincere. raga. Si può fare nient'altro. L'unica cosa che si può fare. Ciao Italo, ciao Fratimo, com'è? Tutto a posto? Ciao gladiatore, i gladiatori. Vincenzo. Ciao Vincenzo. Sì, certo che mi ricordo, sì. Ciao Vincenzo, ciao Italo. Italo, da quanto tempo? Abbiamo anche Giuseppe Vitiello, Francesco Cirillo, Ciao Giuseppe Pitiello, ciao Francesco Cirillo. Vincenzo Ciao l'abbiamo a già tutti, salutato. voglio siamo carichi per questa partita, dobbiamo vincerla, eh. Oggi abbiamo bisogno di 3 punti, non voglio storie, voglio cattiveria in campo e grinta per questa partita. Ci abbiamo mangiato, ci abbiamo Veramente, stracciato, abbiamo veramente. fa male su Genoa. Abbiamo Abbiamo fa male. anche Hamed Lo Magistro e Francesco il Romano. Ragazzi, mi raccomando, stasera è importante vincere. Ahmed Lo Magisto, ciao Ahmed. 3-1 dice. Speriamo, speriamo. E Vincenzo dice, dai Llorente, dai. Ho fiducia nel Napoli, dobbiamo vincere oggi, non voglio storie. Sì, ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete il like sotto al video che ci aiutate a raggiungere più persone possibile. Raga, stasera questo periodaccio da finire. Ci abbiamo mangiato. Sì, sì, assolutamente. Ciao Angela. Buonasera. Ciao Forza Angela. Napolese. Ciao carissima, buonasera, sempre Forza Napoli. Forza Napolese, che è? Ci abbiamo mangiato, ma stracciato stasera. Amma fa male a capo, come dici. I giocatori stanno appena entrando in campo. È la mia parola, vuoi tu? Amma fa male a capo. Sì. Raga, vogliamo i vostri pronostici. Tirateci i pronostici. Allora, per me aveva già detto 3-1 per il Napoli. Per te quando finisce per te? Boh, io dico sempre 2-1. Anch'io 2-1, anche secondo me il Napoli 2-1. Napoli-Genoa 2-1. Stasera siamo d'accordo, una volta tanto. Anche secondo me finisce 2-1, un gol si piglia. Cioè... Anche Vincenzo dice 2-1. Ciao Scorpione. Ciao Scorpione, ciao Fra, tutto a posto. Bello rivedervi ragazzi, bello, sono contento. Dai. Secondo me 1-1 secondo Scorpione. Giuseppe Vitiello 7-0 per il Napoli, la faccia. Ora non è e Angela invece dice 3-1. 3-1. Speriamo. Francesco Cerci. Francesco Romano con l'altro account. Ok Francesco. Oddio raga. Madonna, speriamo bene, dai, speriamo bene perché... Chi gioca? Allora, in attacco giocano Lozano, Mertens, come sempre. Le due punte sono i due folletti in velocità. Poi a centrocampo giochiamo con Fabian Ruiz Zielinski, gli esterni di centrocampo sempre Insigne e Callejon, centrali c'è Maksimovic insieme a Koulibaly, e terzini, i terzini ora non li vedo, in questo momento non li vedo, ma penso ci sia Di Lorenzo e quell'altro dovrebbe essere Mario Rui, se non vado errato. E prima mi sa cercarteli sull'applicazione. Sì. Comunque sì, tutto quello che ho detto, non sono sicuro sui terzini ora vado a vedere. Facciamo vedere, sì, Di Lorenzo sicuramente, l'ho visto. Allora, ma Insigne? Insigne è essendo di centrocampo. Ma è Insigne? Me l'hanno chiesto, sì, io sto solo leggendo. Sì. Gioca, essendo di centrocampo. Ciao Dani Love. Come terzino abbiamo Isai stasera. È tornato Isai a giocare. Isai. Perché Marquez si è fatto male, Mario Rui insomma non lo so. Vincenzo dice Lozano non segna mai, gufo, l'altra volta ci ho azzeccato, speriamo che ci azzecchi pure stasera. Sì, Mario Rui parte dalla panchina, Mario Rui. Vincenzo ti sta chiedendo perché non mangi oggi. Ho appena venuto a mangiare la pizza. Ora siamo a mangiare un grifone. Oh, Dani Love, ciao Fra. A posto, sempre Forza Napoli, sempre, pure tu, sì. Francesco Cerci, qua me non c'è. Ecco la formazione: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Isai, centrocampo, Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne e le punte Lozano, Mertens.
Mannaggia, non mettono mai Llorente però. No, partono sempre con... No, la formazione è il 4-4-2 del Napoli. 2-1, 3-1, marcatore Mertens. Speriamo. Sì. Scorpione dice Mertens ce l'ha al fantacalcio, deve segnare, speriamo. Speriamo. Francesco Cirillo dice io al fantacalcio ho messo Mertens, Di Lorenzo e Gelischi, alla faccia. Maronna, mo Ciucciarelli, ma tu care sempre Ciucciarelli. Vieni, dammela a me, Ciucciarelli vuol venire da me. Vai, via. Vincenzo vuole che partiamo con i cori, non ancora ragazzi, dateci un attimo di tempo. Pasci su cosa, ci tagliamo a capo un fratto, se no ci taglia a casa, dovrò sempre un apla, più bello un... Oh Gesù! Guarda è bello, guarda, ma no questo. Questo no, non la lete, che le c'ha Bovimma al massimo. Ancelotti c'ha una faccia nera. Vai, voglio cattiveria ora dei giocatori. Dopo Partita. che hanno fatto, hanno favorito i coglioni da tenere Iniziata la partita ragazzi. Dai, su. Dai, vediamo un po'. Mi raccomando, per chi è arrivato dopo, se non l'avete ancora fatto, mettete un like sotto il video e se vi va di iscrivervi al canale. Al canale. Deficiente. Maronna, voglio iscrivervi al canale. Metti un po' la silenziosa a quel coso. A chi su cosa che sta suonando con me sveglio, frate. Ecco. Allora, vediamo un po', raga. Io speriamo buoni, Bisogna fare risultati perché cioè pareggi basta, veramente basta. Siamo fatti 6 pareggi e una sconfitta. Ma che stiamo facendo veramente? No, dobbiamo veramente. vincere. Se noi sembriamo una media squadra pure noi. Vai Mertens, subito! Vai, bella Lozano! Vai, tira! Ma che cazzo ti si può... Lorenzo Insigne! Vaffanculo! Yeah! Comunque Luigi Losco non lo aspetta, fuori gioco. Era un fuorigioco Insigne. Mannaggia. Fuori gioco. Non facciamo vedere la partita, ragazzi, perché sennò ci chiudono la live. No, Rino, fuori gioco. No. Purtroppo. Ma dove era fuori ma gioco? forse sai, ma quando gliel'ha passata. Ma non era fuori gioco. Ma su Lozano che su Lozano, madonna. Lozano era in fuorigioco, ragazzi. Sì. Niente. Voglio. Comunque siamo partiti forte, speriamo. Già, speriamo che sia appunto il buongiorno si vede dal mattino, quindi il vostro caro Manu napoletano che manda a quel paese discretamente i giocatori. No, la partita non la facciamo vedere, ragazzi, non possiamo. Ecco, Rino subito ci ammuta perché se no lo spoileriamo, povero Rino. Purtroppo sì. Già ragazzi, però siamo partiti col botto, speriamo che continuiamo. Speriamo almeno che continuiamo. Amma vinci, ma non posso niente, amma vinci sta partita. Sì. Già stavo spaccando tutto cose, dice Francesco Cirillo. Pure noi, come hai visto, stavamo già saltando. Mamma mia. Pure Vincenzo c'ha il Ciucciariello. Il Ciucciariello è top. Il Ciucciariello è tanta roba. È tanta roba. Dai. Forza! Dai! Un po' un fallo d'ostruzione, però Lozano se l'è un pochino cercato. Diciamo che si è steso addosso al difensore per farsi buttare giù. Sì. Per ora palla al Genova, però non riescano a uscire dalla loro metà campo e questo è buono. Questo è molto buono. È molto buono, sì. Per ora sì, possesso palla del Genova, cacchè. Buona serata a tutti e sembra Forza Napoles. Buona serata anche a te, Rino, e Forza Napoles. Sempre. Anche Juventus che ovviamente ci gufa contro. Vabbè. Madonna, avevamo fatto già gol e ce l'hanno annullato per fuori gioco. Peccato che Lozano si è inserito, ma era già avanti quando ha fatto l'inserimento. Era già avanti al pallone di Mertens. Forza Genoa, lo so, Juventus che tipo grifone, non sa. Ma il grifone ti ha fatto male a te, ti fa sempre male. A tu mi sa di no, però. Ecco, Francesco Romano fa avanti e indietro con gli account, però va bene lo stesso. Perché prima era venuto con l'altro account. Viene con tutti e due.
Ma sì, lasciaci like, iscrivetevi al canale, lasciate like ragazzi, ci Andiamo aiutate, ragazzi, andiamo. ci teniamo compagnia e ci date una mano. Sì, per ora è un po' bloccata al centrocampo la partita, dopo le prime fiammate iniziali nostre siamo solo al quarto minuto, però Sì. in questo momento siamo un po' bloccatelli. Bloccato, bloccato. Quanto sarai deficiente. Adesso prova ad attaccare il Genoa. Ciao amore. Stai zitto che sto guardando la partita. Ancora, chi è che sta? Pandev, Pandev, accorta bella, Meret. Meret. Uscito. No, è Ospina veramente, sto giocando Ospina. Mo io ce l'ho come stasera gioca a birra alla Spina. Allora, aspetta che mi sto a perdere un po' dei commenti, un attimo che vi richiappo tutti quanti. Juventus dice a me non piace il Genoa ma meglio che vincono. Vabbè, però anche no. Allora, Juventus speriamo che perdete con il Milan, speriamo. A questo punto se il Napoli non lo vince speriamo vince l'Inter. Buonasera Michele il Principe Cantalupo, non facciamo vedere la partita. Buonasera, ragazzi, no bro, no. E comunque se vuoi iscriviti al canale, me la fate vedere, no mi dispiace. Siamo troppo simpatici a Vincenzo, grazie Vincenzo. Rosa Trilli Web, ciao, è sempre Forza Napoli ragazzi, mi fate pubblicità al canale, grazie. Ragazzi andate a vedere il canale di Rosa Trilli Web, se vuoi lascia un'iscrizione anche al nostro canale, mi farebbe piacere, like. Grazie mille. Per favore aiutateci lasciando i like che così riusciamo a raggiungere più persone, se vi va iscrivetevi. Lorenzo Galimberti, ciao Lorenzo Galimberti, Forza Napoli, sempre vuoi tu, sempre. Se vuoi lascia l'iscrizione, non siete obbligati, se volete lasciate l'iscrizione. Se vi stiamo simpatici. Ovviamente. Grazie mille. Grazie Rosa, sei molto gentile. Raga, per ora sì, siamo rimasti un po'... Però c'ha possesso di palla per il Genoa in questo momento. Lancio lungo, Pandev di tacco, fermato da Isai. Più o meno Isai ha fatto... Vincenzo lancia l'hashtag Napoli in do gol. Sempre in do gol, sempre. Anche voi. Perché gli hai detto che è gentile. Io sono di Napoli, frate. Non sei l'unico. Ce ne abbiamo un po' in chat, per fortuna. Vai, Forza Napoli, grande sempre Forza Napoli, sempre. Attenzione al suo Genoa, attacca il Genoa, Aia brutto. Vai. Difesa. Ancora Genoa. Pandev in avanti, ancora Pandev. Palla per Pandev. Ancora Pandev. La allarga centralmente per il centrocampista. Tiro, gli do difesa rimpalla. E niente, si ritorna verso il centrocampo. E ora il Genoa che ci ha schiacciati in difesa, Rosa ci chiede se siamo di Napoli, lui è originario di Napoli, io sono toscana e viviamo in Toscana. Ma no, non riusciamo a uscire fuori, il Genoa ci tiene lì. Francesco Cirillo si lamenta che domani deve giocare la sua prima partita di campionato alle 8:30 e lui vuole dormire. Ragazzi, capita. Francesco Romano, leggiamo, Francesco Romano, ripeto, il mio pronostico che ho fatto all'inizio è 2-1 Mertens, Insigne e Pinamonti, speriamo bene. Speriamo. 1-3, 1-3. No, perché diceva il mio 3, cuori azzurri, tutti cuoricini azzurri. Tutti cuoricini azzurri, grande i gladiatori, grazie amici. Vincenzo, grazie Vincenzo. Mi sembravi di Napoli te. Juventus, infatti ogni tanto mi lascio prendere dal napoletano, ma no, sono toscana io. Io sono di Secondigliano di Napoli, sì, certo, sì, conosciamo Secondigliano. Guardiamo anche la serie TV Gomorra. Ovviamente, però se conosciamo pure ma è Scampiglia Gomorra, sì. È Scampiglia, no? Secondigliano. Ogni tanto vanno anche a Secondigliano, però sì. Insomma, vabbè. Secondigliano ci abitava l'ex fidanzato di mia cugina. Sì. Dai, raga. Adesso si è un po' mossata la partita. Si è un po' bloccata. Ma speriamo di far gol, dai. Dai. Ciucciariello, Cornicello. Cornicello. Sì, l'hanno fatto anche lì, sì, è vero. Cornicello. Iniziamo a buttare un po' di secciolina. Secciolina non fa mai male. Forza Napoli, buonasera amici 2005. Forza Napoli sempre, raga. Siamo partiti col botto, con un gol in fuorigioco, ma mo ci siamo un po' bloccati. Adesso stiamo attaccando di nuovo.
però ci chiudono tantissimo, si chiudono a riccio in difesa e noi non riusciamo a sfondare, ragazzi. Tiro da fuori Oh, aria, ma proprio no, ci niente, cado. non si riesce a fare gol. Juve Juventus non hai origini napoletane, solo lui ha le origini napoletane. Taccire. Grande. Miki, Forza Napoli, sempre Forza Napoli, non hai origine napoletana. Chiede a me no, lui sì. Fabio Sava, fate schifo. Ragazzi, ora Grazie noi iniziamo mille. ad offendere. Sì. Grazie per le offese, lo prendo come un complimento. Ah, sì, sì. La sapete la serie delle Palazzini Celesti? Io abito lì dove hanno girato il film. Capite? Palazzini Celestini, sì. Fabio, vattene a cagare. Ragazzi, e te non leggere ad alta voce che sennò ci bannano i Lorenzo Galiberti, 1, 2, 3, Napoli in Docor, sempre. Olè. Francesco e Romane, come vi siete conosciuti, se lo volete dire? Lui si è trasferito nel mio paese, ci siamo conosciuti perché il mio paese è Asperino, nato. Francia, ma come mai Calletto non mi schiera uno tra... infatti Quello che mi chiedo pure io. Pure io, non capisco Soprattutto perché... Llorente. Cioè, no, che Llorente. Per me Llorente è più in forma in questo periodo, Deve non ci giocare posso fare Milik. niente. Secondo me deve giocare Milik. Non capisco perché. Cioè, è il bello che mi meraviglio che disse all'inizio campionato noi puntiamo su Milik, disse. Lo disse proprio Ancelotti. Ma ci devono essere problemi. Ma interni. disse io punto su Milik, lo ritengo l'attaccante titolare di questa squadra. Lo ritengo lui il giocatore più opportuno. Invece no, non gioca più. Lo sta vedendo in campo, no? Quello che ci chiediamo tutti noi. Allora Vincenzo dice vi auguro una grande carriera raga, secondo me diventerete davvero famosi. Grazie Vincenzo. Vincenzo dice Milik si è fatto male in allenamento. Ecco perché ci siamo persi le notizie perché lui lavora sempre quindi non ci sta molto dietro. Capito. Rosa Trilli ci difende dicendo non offendete a questi ragazzi. Grazie Rosa. Da quanto state insieme ragazzi? Da ben 13 anni. È una vita, lo so. Siete grandi ragazzi, non pensate a nessuno. Grazie Rosa, facciamo il nostro meglio. Ha ragione allora il carissimo Vincenzo perché infatti Milik non è nemmeno in panchina, nemmeno in rosa. Dai Llorente, da mettere Llorente, basta. Buonasera a Roland Suchi, Napoli. Alla grande e buonasera anche a Umbi Campanile. Grazie Umbi, grazie anche per l'informazione anche te che Milik si è fatto male. Sì. Comunque se volete lasciate un'iscrizione e un like al canale, grazie. No, soprattutto il like perché ci aiuta a trovare molte persone e se vi stiamo simpatici ovviamente l'iscrizione è graditissima. Da, ciao, mi sono iscritto. Grazie da, buonasera. Da. Io Juventus ci chiede quanti anni abbiamo, io 28, tu 32. Sì. Punizione per Napoli, sì. Sì. Punizione o rigore? Scusate, c'eravamo un attimo persi nei commenti. Punizione dal limite dell'area, boh? Mi sa di sì. Punizione dal limite dell'area. Mertens ha preso il pallone e la vuole calciare. Posizionando, però i giocatori del Genova si stanno lamentando. È al limite, sì. Ma ha preso proprio il piedino di Mertens, guarda là. Da dietro poi, sì, l'ha proprio con i tacchi gliel'ha proprio pestato. Graziano Dell'Ellis dice siete pronti allora per mettere su famiglia, vogliamo un piccolo napoletano o napoletana? Con calma ragazzi. Grazie Umbi, grazie per essere simpaticissimi, Maron. Mamma. Buonasera KPS, hashtag Forza Napoli qui in Brasile, grande. Madonna. Ha morto Napoli, vai Grifone, facci sognare monnezza. Ragazzi, se venite per offendere, però. Però pure se viene per offendere. La Madonna. Vai! Madonna! Lozano Moscene. Tutto San Paolo si faceva quello Lozano. Sì, perché hanno respinto la punizione da fuori area. Mertens mi pare gli ha ridato un calcione e Lozano voleva fare di tacco il velo, ma non è riuscito a centrare la porta. Comunque se sei venuto il capo insultato ne puoi pure andare a casa tua. Ragazzi dai, cerchiamo di essere decenti, noi siamo abbastanza tranquilli, non vogliamo. Te ne vai a casa tua e puoi insultare pure i pupazzi, ti mette a insultare un po' i pupazzini a casa tua se c'è qualche peluche. Comunque Vincenzo dice dai Mertens, dai, però purtroppo niente. Sempre Forza Napoli. Francesco Romano dice sapete che sono imparentata con Alessio Cerci, infatti mi chiamo Francesco Cerci, abito in una città dove abitano i suoi genitori. Interessante, tutta l'invidia, Napoli è meglio. Speriamo. Togli l'OPLS, non mi piacciono le persone che offendono. Vediamo se riesco a toglierlo perché non ho idea.
Sì, in effetti togliamo le offese perché non è bellino. Vediamo se lo trovo. Datemi un secondo, ragazzi, che devo capire come funziona questa cosa. Attenzione! Sì. No, credo che di non poter fare dei Genoa, commenti, colpo mi di testa di dispiace, Lerger fuori dallo ignorate, specchio. raga, ignoriamo chi offende, non serve rispondere. Fuori dallo specchio della porta, Lerger. Sì, posso bloccare il contatto, dice Graziano, però vabbè, ma sì, ora lo vado a togliere, così almeno blocchiamolo, bloccato. Allora, Cartellino Francesco giallo per Calmo, non vi agitate ragazzi, non ci agitiamo, non diamogli corda alla gente che offende, non importa. Juve-Juventus, non insultateli, lo dico da Juventino, grazie Juve-Juventus, tu sì che sei uno sportivo, un tifoso sportivo. Buonasera Fabio Sava, Napoli-Genoa pareggiate, prossimo anno giocate in Europa League, madonna se continua così Allora, veramente, speriamo di vincere stasera perché se se mi pareggiamo... mettete amministratore lo posso togliere. Non ho idea di come si faccia, anche No, perché non... ma no, lo so, però... Ho bloccato l'utente, cioè poco importante, Sì, ragazzi, sì, non stiamo a pensare tanto a chi offende, cioè... Sì, godiamoci la serata nuove, lasciamo stare tutto. Sì. Ma ignorare, Sì. se si ignorano perdano presa. Grazie del pensiero comunque, ragazzi. Sì, vi ringrazio, grazie. Tiro da fuori aria, bombazza. Ciao Mela, Ciao. Mela 06. Fate vedere per la partita intera, no? No, mi ragazzi, dispiace. ci bloccano la live. No, Il gladiatore, grazie lo stesso. grazie lo stesso. Vincenzo, sì. Comunque ha provato a ripostare un altro commento, ma appunto ho bloccato l'utente sì che non riesce più a postare. Sì. Per chi si è messo in live da poco, approfitto di ricordare per favore di mettere un like per aiutarci a raggiungere più persone e se vi stiamo simpatici, le nostre live vi piacciono. L'hai cancellato che hai fatto? No, ho bloccato. E lasciate l'iscrizione. Cosa pensate I gladiatori c'ha ragione. di Borussia Mönchengladbach Roma? Quando è finita Lui ha fatto il video ieri. Sfortunata la Roma perché nella doppia partita, nel doppio confronto sia in casa che fuori casa, meritava quantomeno il pareggio lì a Borussia e la vittoria a Roma. Le è andata male, almeno prendere una vittoria a Roma, poi poteva anche perdere la Borussia così, ma è stata sfortunata. Invece nemmeno quella, ha preso un punto in due partite che non meritava di perderla così, dai. Allora, buonasera a Lollo, chiede se stiamo giocando, non so se lo stai chiedendo o lo stai dicendo, se stiamo giocando bene, comunque sì, giochiamo meglio del Genova, siamo pericolosi, sì, però non siamo troppo pericolosi. Insomma, il Genova, più pericolosi di loro. No, 6-7 minuti fa il Genova ci ha messo là e giocava il Genova. Vabbè, ma abbiamo fatto 2 tiri più pericolosi. Sì, quello sì, però... Ma dove la state vedendo? Allora, la partita è su DAZN stasera. A Umbi Campani, spero nel gol di Lozano, sì. Anche noi, perché è il caso che Lozano si dia un po' una mossina, ma soprattutto per lui. Perché mi ha detto non è preso in considerazione in nazionale, non dico titolare, ma almeno 2 secondo se lo merita, penso. Sì, ma non è mai stato convocato Meret? Sì, però non ha mai giocato. Quello no. Come primo portiere non ha mai giocato. Vincenzo ha giocato nell'Under 21. Vincenzo chiede a che minuto siamo al 18° in questo istante. Buonasera Alessio Albadoro, ciao Forza Inter, Chico Duri, Primo Barella. Ciao Alessio Albadoro, buonasera. Comunque chi non si è iscritto lascia l'iscrizione per piacere e un bel like. Più che altro il like, l'iscrizione se vi stiamo simpatici, non c'è ovvio. Fabio Sava assomigli tanto a Manolas. Chi è io? Io assomiglio a Manolas. Un pochino il capello soprattutto. Sì. Lollo, il gol era da annullare. Sì, perché c'era fuori gioco. Di chi era? Di Lozano? Sì. Di Lozano. Voglio bene, grazie. Di niente, Mela. Ragazzi, sì, è un po' bloccato. Ogni tanto c'è qualche fiammata improvvisa. Però per la maggior parte è giocata a centrocampo la partita. Passaggi di qua, passaggi di là. Cosa ne pensate del trasferimento di Isai alla Roma, forse? Io avrei piacere.
perché me lo leverei dalle scatole dal E Napoli. io invece non ce l'ho così tanto coi Sai, onestamente. Sì, ma non è un terzino Sta attaccando il Genoa. Cioè, non è Ospina. almeno nel modulo del Napoli, non cioè, di questo D'Ancelotti non ci azzecca niente. Di Lorenzo è un bel terzino, ma cioè, è l'unico terzino che per ora sta dando. Non capisco però il perché non si dia più tanta fiducia a Gulam. È vero che Ma non è più quello di prima, no? probabilmente c'ha sempre un po' d'acciacchi, secondo me. Ah, Vincenzo dice lasciate sti like, raga, grazie Vincenzo. Graziano dice perché gioca Ospina, vuole far rifiatare Meret? Probabilmente. Probabilmente. Perché già anche un paio di partite fa giocava Ospina, vero? Era un paio di partite Sì, fa sì. che poi si fece un po' male, si stira un po' sul fianco. Adesso sta salendo Di Lorenzo, dai Ciccio. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di pericoloso. Ma si chiudono un sacco in difesa. Ah sì, sono belli Si chiusi. chiudono Oh, tantissimo. è fallo quello, oh, come? Ha lasciato correre. Poi Zelinski ha schiattato lo stingo. Ma Lollo o Iollo? Non Anche capisco con se Gulam è una sarà io o successo non la qualcosa. prima. E infatti dico non lo convocano neanche a Gulam. ma Vincenzo dice l'unico terzino che abbiamo con Di Lorenzo. Gulam non è tanto in forma. Esatto. sì, ci abbiamo Di Lorenzo e Mario Lui in banchina. Di Lorenzo, Mario Lui e Isai, perché poi Gulam non l'hanno convocato, ma il quit è rotto. Sì, mamma mia. Siamo 3 terzini contati. Non sappiamo se è successo qualcosa con Con Gulam. Gulam, Notizie sì. non ce ne... Mo, chi è che è Muove fermo? Ah no, il giocatore. Sì, c'è Zelinski a terra, te lo dico. Zelinski che si sta rotolando a terra dal dolore. C'è manca Ma che lo se ne stavo dicendo romperà. prima che hanno Non te spaccato stavo il stinco. ascoltando, stavo a leggere. Lollo, ok, Lollo, perfetto. Buonasera Marco Riccio, vi ricordate di me? Certamente, caro. Sì, certo, certo. Benvenuto. Ciao Marco. Sì, per ora il gioco è sempre fermo. Maradona o per Pelé, Zelinski. tralasciando il fatto che Maradona è stato al Napoli. Classica sta domanda. Vabbè, Maradona, io conosco Maradona, dico Maradona. Ah sì. Boh. Pelé non l'ho visto nemmeno, cioè, Umbi chiede se Allan è in panchina. perché dico la verità, Maradona, Pelé non Nessuna ho visto risposta. nemmeno i suoi gol, niente. Maradona invece l'ho visto, giocavo, ho visto i gol, ho visto i video di Maradona, ovviamente essendo al Napoli. Rino dice Francesco Maradona è meglio Pelé, ma comunque Umbi chiedeva se Allan è in panchina. No, Alan non è stato convocato per quello che è successo, cioè ha fatto casino. E Lollo dice Pelé è la Wallera di Diego. Eh sì, concordo anche con Rino, Maradona è meglio di Pelé. Ci abbiamo fatto un mazzo tanto per la vita. Graziano Lellis, alla fine proporranno lo scambio Florenzi-Sai, visto che un movimento Florenzi... ci farei subito. Onestamente, a me Florenzi non a me mi mi dispiace piace. niente. Florenzi è forte, anche nazionale italiana. Subito, glielo porto subito. Fabio mi fa i complimenti, grazie. Ti immagini 2 terzini italiani, Di Lorenzo o Florenzi? Non sarebbe per me, no. Rinforziamo un po' il numero di italiani in rosa, non è E mai poi male. mi piacciono tutte e due, Di Lorenzo è bravo e pure Florenzi. Lollo dice lo vedo nervoso ad Edoardo De Laurentiis. Mega poco in questo periodo. Alberto Volta, sempre Forza Napoli. Buonasera Ciao. Alberto. Buonasera Tiger. Ciao Tiger, buonasera amico. Comunque lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per chi non l'ha fatto. Se vi va di iscrivervi. Ciao Miki Torre. Forza Genoa. Vabbè, Forza Napoli, però comunque il Genoa mi sta simpatico perché c'è il gemellaggio, oppure c'è stato, ma per me c'è sempre. Quello è. Napoliello fanno per me mangiano poco. Diciamo, andiamo. L'altro po' lo fa mangiare a suo figlio, un altro che mangia in vita sua. Guarda, beve. Beve. A salute. Buonasera Lethal Blazer. A Padoin ci puzza la scarpa. Marco Vai! Madonna, ma che cazzo! abbiamo ripreso un palo. No, no. abbiate tu. Allora, io stavo a leggere qua, l'ho visto ed è sfuggito, per questo ti chiedevo. Ma te i pali ti Allora, un bicchiere come gioca il Napoli. Per ora siamo più pericolosi di loro, però la partita a carbonara o a matriciana? Mi piaceva la carbonara. La carbonara. Buona. A Roma è pure buona, l'ho mangiata, buona. K dice Pelé è meglio, comunque sono nel Napoli. Lubuz, buonasera. Scorigno today.
Dice che farà gol. Speriamo. We hope so. Mirela Imeri, fai vedere la partita, no, mi dispiace. Perché ci bannano la live, ragazzi. Siamo, ciao Anto Gamer. Siamo noi la partita. Ciao Anto Gamer, ciao, voglio sempre Pozzanapolo. Dice la rottura del gemellaggio è stata una cavolata. Certo che ci ricordiamo di Anto Gamer. Sì. Voglio RPG un po'. Prendo l'occasione per ricordare chiunque sia entrato in live da poco, se volete lasciate un like per aiutarci a raggiungere più persone e se vi stiamo simpatici e vi va iscrivetevi al canale. Comunque quest'abito con la maglia gialla attira i moscerini, i moschilla. Ma pare un moschilla. Ma perché? L'abito ma pare un moschilla. Mi chiedo. Comunque Cagliacon batte la punizione. Speriamo di salvarci. Ora dai, che chi suonava mica. Ora veramente stai scherzando. Punizione per il Napoli. Cagliacon da Furiara. Buonasera Franco Falcone, ti salutiamo. La cross e mezzo. Ma no. Mannaggia. Calcio d'angolo. Lui vuole il rigore sicuro, però non c'è un run. Non c'è il calcio d'angolo. Allora, sì, ho salutato Franco Falcone. Fabio Sava, sei grande, caro, riconosci che la Roma è più forte di voi altri quest'anno? Secondo voi chi vincerà il campionato, la Juve oppure l'Inter? Speriamo l'Inter perché la Juve. Io spero nell'Inter. Pizza o sushi, raga? Pizza tutta il sushi è troppo buono, però la pizza, raga. Secondo voi chi vincerà il campionato, la Juve? Letto, dai, Forza Napoli. Che se nemmeno un leg, quello di Marco Riccio, comunque va bene. È iniziato, pensavo che era alle 9:20, no, sembra alle 8:45 il campionato di Serie A. Allora, però ci chiedevano, Fabio Sava, riconosci che la Roma è più forte di voi altri quest'anno? Diciamo sta attraversando il momento meglio di noi, ma come rosa, dai. Ce la giochiamo. Gli anni scorsi eravamo nettamente superiori. Quest'anno siamo crollati, però ce la giochiamo. Diciamo che ora la Roma è proprio superiore. Magari non è superiore, ma diciamo sulla rosa il Napoli è superiore. Però attualmente per come gioca meglio la Roma che il Napoli. Lollo dice quest'anno per avere un rigore ci devono sparare. È vero. Essendo obiettivi come gioco la Roma gioca meglio del Napoli. Saluto di nuovo Franco Falcone che ci chiedeva se lo salutava. Io sono juventino, ma anche se vince l'Inter mi fa piacere, tanto noi ne abbiamo già vinti abbastanza. Infatti, sì, effettivamente dopo un po' stufo. Troppi scudetti, troppi. Lo vince il Napoli, lo scudetto, magari Lollo, magari. Lollo, come rosa siamo secondi solo, anch'io lo penso. Sì, come rosa sì, effettivamente la rosa nostra è tosta, è solo che stiamo veramente attraversando un periodaccio. Perché ce l'abbiamo i giocatori, è che non c'è gioco, secondo me non c'è convinzione di, capito? Quando abbiamo perso già un po' la sfortuna, un po' che abbiamo visto passare dei risultati perdendoli in casa, le partite così, ci siamo demoralizzati del tutto, vero. Siamo crollati. Allora salutiamo Anna Diana che si è connessa da poco, buonasera. Alberto ciao, buonasera. Dice vai lo zaino, vai Ciuchi. Vabbè, Lethal Blazer offende, vabbè. A voi vi puzzano le scarpe e il Napoli fa schifo, vabbè. Ti puzza la puzza, forza Napoli, voglio a te puzza la scarpa e te puzza bruciata. No, raga, sempre forza Napoli, dice Franco Falcone. L'anno scorso eravamo pari, l'anno scorso eravate più forti voi e quest'anno sì, probabilmente più o meno per ora, mo che ci sta piglia male. Vai Mertenzo, vai che tu mangi a colazione. Allora, Antonio ci sta chiedendo come gioca il Napoli, per ora appunto stiamo abbastanza dominando, non proprio in modo eclatante, però un po', e chiede la formazione. Ma aspetta, ora te la do un secondo di pace, un attimo. Buonasera a Francesco Cascino che dice forza Salernitana e a Giovanna Sissi che dice forza Napoli sempre. Sempre forza Napoli, pure il Ciucciariello lo dice, sempre forza Napoli. Allora, che voleva formazione Napoles. Koulibaly sta salendo in attacco. A parte allora, Ospina è in porta, i terzini sta giocando Isaia e Di Lorenzo, centrali Maximovic, Koulibaly, esterni di centrocampo Cagliacon, Insigne, centrocampisti centrali Zielinski, Fabio Ruiz e le punte Mertens, Lozano.
Alerdo06, buonasera, dice come sta giocando il Napoli, bene o male? Beh, abbastanza bene, ma niente di eccezionale, non è il gioco del Napoli. Alberto dice forza Napoli forever. Sempre forza Napoli. Salvo Napoli, buonasera, dice forza Catania. Vai, speriamo risale in Serie A il Catania, comunque è gemellato con noi, mi fa piacere. Abbiamo detto a te, puzza un bicampione, forza Giappone. Vabbè. Ciao, abbiamo suscia, mangiamoci sushi. Francesco Cassino dice Salerno. Voglio suscia, vabbè, il suscia. L'inglese dice scusate, ho fatto una penitenza, please. Ma cosa è successo a Napoli? Punizione, nata punizione da là, ma che è? Nata volta? Sì. Cagliacon a butta in mezzo, ora è gol, vai. Dai, Koulibaly ha fatto la torre ma non l'ha presa. Rimessa la. Quindi ragazzi avevate fatto una penitenza, ok. Lozano non tiene un buon momento. Oh, ciao Fratimo, ciao Sibiu. 209 online, buonasera. Lozano non tiene buon momento. Vai, mamma. Pare che no. Cos'è successo al Napoli? Avevo sentito che alcuni giocatori fammi leggere però. Cos'è successo a Napoli? Avevo sentito che alcuni giocatori non sono andati in ritiro e che i tifosi napoletani avevano insultato Insigne. Sì, è successo un po' di casino perché De Laurentiis voleva forzare i giocatori ad andare in ritiro, ma subito dopo la partita col Salisburgo, ma molti si sono rifiutati e quindi i tifosi si sono arrabbiati. Arrabbiati molto perché dicano con tutti i soldi che guadagnate, se il vostro presidente vi ordina di andare in ritiro, andate in ritiro. Ed è successo un poco di casino. Allora, possesso, che cacchio? Possesso lo stiamo facendo noi per ora. Sono Peppe, ricordate, sì. Viva il centro del sud Italia. Viva il Dove c'è sta la carbonara, la gricia, la matriciana, la pizza vera, i tifosi più belli. Non voglio offendere il nord, però. Vabbè. 2209 online. Che è un po' triste. Sì. Che è 209? Fammi leggere. Che se 209 online è capito. Sei più carissimo. Fammi leggere. Ok, buonasera. Ciao, buonasera Rino, ti risaluto. No, penso che stesse salutando. Sì, lo so, però ma voglio andare. Saludos da San Francisco. Greetings from San Francisco. Io ti amo Napoli pure io sempre. Ma però il Genoa stava per fa culo, hai portato. No, vabbè, è andato a caricare. Sì, ma Pande pesava già, ma visto che era da solo, tiriamo. Stesso lo so, ho capito, però ha tirato i piccioni. Ma hanno avuto un'occasione. Ha mangiato stasera, ottimo Peppe. Vincenzo dice sfegatato per il Napoli, bravo. Marco Riccio dice siete i preferiti di mia nonna ma anche i miei e di lei. Ci fa piacere, grazie. Anche se ci avete offeso per scommessa. Vabbè. Voglio già pisciare. Amo non essere volgari. Ha perso la testa, io ne approfitto come al solito, momento pubblicità. Se vi stiamo simpatici lasciate un like sotto al video per chi si è connesso da poco per aiutarci a raggiungere più persone possibile e se vi piacciamo pigiate su iscriviti al canale così fate contento pure a Ciucciariello. Allora, Giovanna Sissi se la ride come Sibiu e anche 209, beh Napoliello è un po' pazzo. Napoliello sei un grande ma la tua fidanzata è speciale. Oh grazie cari, grazie, molto gentili. Da me la vera partita e vabbè Righi TV vabbè insomma cavoli tuoi forza Salernitana e l'abbiamo capito, forza Salernitana ragazzi, ma qui stavo a guardare Genova-Napoli o meglio Napoli-Genova, io mi sbaglio sempre nel senso che è brava e mi sta simpatica. Grazie. Tiger dice secondo voi il Milan quest'anno può andare in Serie B? Oddio, beh insomma gli sta pigliando un po' male al Milan, te che dici? Bellillo che dico? Dicevano secondo voi il Milan quest'anno può andare in Serie B? No, ma che stai dicendo tu? Un Milan in Serie B? Ma perché te la pigli con me? Ma che pensate guardando i film? Dal Blazer mi fai complimenti, grazie. Dai, ora con tutto che il Milan non è una grande squadra. Con tutto che dicono che il Milan non è una grande squadra, però si salva. Ora addirittura che va in Serie B, stato guardando le telenovelle, Beautiful, stato guardando. Esagerato. Sibiu dice una coppia speciale top, grazie Sibiu.
Grazie Francesco mille. Cascino dice sempre Forza Salerno, Forza Genova. Capito? Forza Sì. Salerno, Forza Genova. Ok. Ok, grande. Va bene. Maron, mamma, sei bellissima, grazie. Urla belli belli tranne Alessandro Porcelli. Ma perché? Che cos'è? Urla belli belli tranne Alessandro Porcelli. Porcella. Alberto dice vai Mertens, dai Mertens, sbloccati, ma anche lo Andiamo, Zano. Porcella. Hai finito? Dai, La segniamo, vince stasera davvero. con un'aula. Buonasera a Don Ah, salute. Cecoro. Ciao Tazza e raga. bicchiere, a salute cavaliere. Bicchiere e tazza, a salute tu. Zitto. Buonasera a capito? Tommaso Cecoro. Ti voglio bene, anch'io ti voglio bene. Sei geloso? Io troppo geloso. Ah, la vince Da stasera. napoletano, vedrai, sono troppo geloso. Già. Ah, mettiamo qua il ciucciariello, si vede se lo metto qua? Non si vede. E leva una lanza su cosa, mo, Ma siamo su finiscila. cosa, non ti Il dettavo, ciucciariello è parte integrante del io non canale. voglio dire niente, ma lo sai, Pratimo, perché simpatizzo stasera. Beh, sì, ce lo immaginiamo, però. Io non Vabbè. voglio dire niente, ma lo sai, Pratimo, per chi? Secondo te per chi sta lui stasera? Per il genere. Beh. Lo sappiamo, Sibiu, va bene lo stesso. Katia fa le risate, ci manda i cuoricini. Giovanni Sivo, buonasera, perché esiste KPS. DAZN? Non lo so perché esiste DAZN, però esiste purtroppo e Ma io, c'è una ragione. ma dai, voglio, raga. ma devi capire che, che un giocatore tu sta là, tu ci vorrai sempre all'avversario. Quelli con la maglia rossa e blu non giocano con noi, sono i nostri avversari. Avete capito? O devo venire io in campo a ti mettere le insegne di strada, gli obblighi dove devi passare? Vincenzo scrive cose incomprensibili, va bene. Elas Lopez. Secondo me anche la tua ragazza è un po' gelosa. No. Mia moglie. Sì, Mia relativamente. Sua moglie. Raga, se perdiamo siamo a ottavi posto. Madonna, all'ottavo veramente. posto, va voi. Sì, ma ora Ciao partita è G3, anche G3 è tornato, ciao. colpite affondate, che state giocando a battaglia Sì, mi navale? dici, no, in verità sono venuto per voi, quindi lo sappiamo, Sibiu, sei un grande. Non avevo dubbi, sì, più che sei un fratello amico, ti voglio bene, non so. Allora, Tiger chiede a che minuto siamo? Siamo al 36esimo, ragazzi. Ma mano addosso. Ma no. Ah, allora bello bello tranne Mario Marcello. Vabbè, dal Blazer stasera ce l'hai con le filastrocche. Madonna, mamma è uscito Ecco, ma si è fatto pazzona. male Cagliacon. Ah, ma che palle. Dentro l'aria, tra l'altro, non c'è Sì. rigore, nulla, penso, però si è fatto male. Se sta a Fatto reggere male. la tampa. Si è fatto male. Ma hai visto questa classifica? È vero, sono anni che non andiamo Zitto, da zitto, ma che è? Zitto però. Ma che si fa? Ma non Ha so preso- perché tocca la aspetta. palla. Sei sicuro? Guarda Sei che sicuro? prende la Aspetta, palla. aspetta. Gli leva la palla, secondo me non c'è rigore. Difficile da Vediamo, vedere. però non so se ha fermato il gioco, ha fatto qualcosa. Aspetta, no. Hablan espagnolo, habla spagnolo, parli No. spagnolo. No, Francesco no. Cascino napoletano, lavati col Vesuvio. Grazie, ragazzi. orgoglioso di lavare. Comunque si commento può pure evitare, Non importa, Tu- offende ragazzi, noi stiamo qui tranquillamente, parliamo, ridiamo e scherziamo, capito? non offendiamo nessuno, quindi comunque passiamo oltre. Ivan Aletta, buonasera. Forza Napoli perché il Napoli quest'anno è un po' scarso, comunque Forza Napoli. Forza Napoli, quest'anno stiamo a fare un po' di casino. Orgoglioso di essere parte del Vesuvio. Il Vesuvio fa parte di noi. Vincenzo dice, io tengo su uno Ah. ma voglio stare con voi, grazie Vincenzo. 209 appunto, habla en español? No habla español. No. È passato tanto tempo, E non iniziano i ci gol. lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio, forse un giorno esploderà. Una vita insieme a te, di domenica alle 3, non riesco a stare solo senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, quando i cori al funerale chiederò. Graziano Dell'Ellis, secondo me non vince il Napoli, De Laurentiis farà fuoco e fiamme, li mangia tutti in Tibet Urla, a piedi. urla, probabile. urla. Ah. Non posso urlare, sennò chi stiamo Piccio cacciando. tranne Maurizio Piccio, però ho inviato 5 persone e sono spettatori. Maronna. Oddio. Fabio Sava dice, te cara mi sei simpatica e molto interessante. Grazie.
Francesco, ma sei nato con dei problemi? Io sono figlia del Vesuvio, penso che stiano parlando con quell'altro Francesco, perché anche lui si chiama Francesco, quindi facciamo un po' di confusione. Il Trio delle Meraviglie quest'anno no, vero Tommaso, quest'anno Ma niente finto, trio. ragazzi, vi saluto dalla Norvegia. Grazie. Comunque, Alla se vuoi, faccia! condividi anche il video con gli amici di Norvegia, dato che la Norvegia è grossa, ci fai conoscere a Napoli l'internazionale, international. Aiuto, è stato pazziano. Allora, Comunque, ricorda a chiunque si sia messo in live da poco, per favore di lasciare un like sotto il video per farci raggiungere a più persone possibile. Se vi stiamo simpatici, lasciateci un'iscrizione. così vi facciamo la capo pure a voi. Ma la capo. Un bacio a tutti i napoletani, saludos del Brasile. Saludos! Saluta il Brasile, fra. Brasile. Forza Insigne e Mertens, ce l'hai al fantacalcio? Sibiu. Come sono cattiva. Cosa? Perché dice Forza Insigne e Mertens. Napolello quello che alla... No, tu Fra Napoliello quello che ha detto. Sì, no, immaginavo Vincenzo, però quando si legge non si fa un po' fatica, però ormai sì, avevamo capito. Che ne pensi di The Ligt quest'anno? Dice Tiger. Allora, secondo me D'Elite sì, sta facendo errori su errori. Poi però non possiamo valutare un giocatore dopo solo 11 partite la prima volta in Serie A. Diamogli cacchio un po' che team, almeno il girone di andata. Secondo me De Ligt è un difensore fortissimo. La Juventus non va a prendere un giocatore a 70 milioni così e li spende così. La Juventus sa dove mettere mano e secondo me è forte. De Ligt è forte. Fabio Sava dice siete grande, riconosci che Roma gioca meglio per il momento. Cosa? Che gioca meglio di noi, sì. Per ora sì. Come gioco di squadra gioca meglio la Roma. Silvio dice io adoro Insigne e Mertens e me lo hanno fregati al fantacalcio. Sì, lo so. Mertens lo fregati. Portando un po' in giro, prendendo in giro. Mamma, t'hai fottuti a Mertens. Ma comunque Marco Ricci sta continuando con le filastrocche, ormai so sciogli lingua. Grande pallavolista De Ligt. È vero. cosa è successo? Voglio. Ciao K. Esce. Napoli fischia insulti prima del match col Genoa, Insigne tra i più beccati, annanzo stato. Giovanna Sissi dice noi ce ne importa della Juventus, vabbè, ma noi parliamo un po' con tutti, abbiamo amici napoletani, abbiamo amici juventini, abbiamo amici romanisti, abbiamo amici interisti, noi accogliamo tutti qua, noi non facciamo discriminazione. Perché no? Ruzziamo e giochiamo con tutti. Ciao Luigi, bravi, grazie. Ciao Luigi, ciao Fra. Dai Insigne. Mertens gonfia la rete così ti viene tanta sete. Sì, così c'è pure l'acqua rete e fa rima. Umbi dice ma quando segna il Napoli? Dai Napoli, Napoli. Mannaggia. Vendiamo Insigne, ma perché? Francesco Romano ci chiede il cognome. Ora non ne esageriamo con i dettagli, ragazzi. Ivan offende la Juve. Non per niente, ma sì, non diamo troppi dettagli online. No, tutto tranne i Juventini. Vabbè, Giovanna. Sì. No, ma dipende. Anna, mi salutate. Ciao Anna. Ciao Anna, ciao. Buonasera a tutti chi è arrivato da poco. Cioè, nemmeno i compagni mi sanno cognome, capite? Che è ritornato sul cognome. No, vabbè, per dire, no, perché siccome io lo sa anche lei, io siccome sono un po' geloso, sono un po' privato su queste cose. Cioè, parliamo tra di noi, conoscete Napoli? Chiamatemi Napoli. Lei la conoscete, Sara, basta. Sì, mi dice De Laurentiis fa fare il ritiro, no? Fosse per De Laurentiis secondo me li rinchiuderebbe tutti quanti per un mese, tipo a pane e acqua. E Vincenzo dice tu sì che vale sto Napoliello. Francesco dice ok, fa niente, va bene. Ivan Aletto dice Napoliello, Napoli mille culura. Insigne ti puzzano le figlie. Dovete giocare a Fortnite. Cioè, ora però Insigne lo state massacrando. Buonanotte Tiger. Buonanotte Tiger, grazie. Pachito dice qui in Norvegia abbiamo seguito la partita Napoli-Roma con degli amici romanisti. La bellezza di seguire lo sport insieme è impagabile, alla fine è una palla di pezza. È vero. Per questo anche le offese non... Cioè è bello stare insieme, sfottersi, ridere, prenderci in giro, però in modo divertente. Rino, ad Insigne non lo vedo proprio in palla, è perché è stato quello più criticato, ora i tifosi se lo vogliono mangiare e secondo me non c'ha nemmeno l'entusiasmo per giocare, non c'ha quella cattiveria.
è morto. C'è un po' un periodaccio. Anna Diana dice il Napoli non mi sta dando soddisfazione Anche a me. quest'anno, insomma, un po'. Stiamo Sì. giocando. Guarda, ai 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 ai. Oddio. Ma che stiamo a fare? Madonna. Madonna, abbiamo rischiato di brutto, raga. Mo' abbiamo rischiato di brutto. Sì, ma è già la seconda volta che arrivano così. Una volta hanno fatto tirare solo Pander. Una volta guardala come ci siamo fatti in buca, ma proprio Anna Di Pietro c'è dice una Forza distrazione, c'è una distrazione proprio, cioè li vedo proprio che la testa da un'altra parte i giocatori. Ma non ci siamo, il gioco non c'è, è un casino. Anna dice io amo il Napoli, spero esca da questo periodo buio davvero a squadra, speriamo, ci vuole proprio. Stiamo faticando pure stasera. Vai Insigne, vai, Dai, ma solo lui dove va? Era solo contro 5 Nessuno l'accompagnava, io non capisco perché non seguono l'azione, ma vabbè. Sì, mi dice Rino, se lo lasciassero giocare in pace Insigne farebbe quello che sa, giocare bene, è vero, subisce un po' troppo la pressione Insigne e si lascia influenzare. Una sfida per voi, accettate? Dipende, Marco, dipende. Mamma mia. No, raga, secondo me guardate, siamo al 45esimo. Il primo tempo finisce così. Salvo Napoli, ho un sogno nel cassetto e Insigne dentro un cassetto. Esagerato, dai. Ora Insigne, non esageriamo. Sì o no? Se non so prima qual è la sfida, io non mi sbilancio, onestamente. Rino dice, lo so Silvio si fa condizionare facilmente, esatto. Quando Totti se n'è andato cosa avete detto? Che era finita nera, probabilmente. Sì. O quando se n'è andato come dirigente, una gran cacchiata, perché insomma perdere una personalità come Totti dentro la Roma è proprio veramente Sì, ma magari anche Totti ha sbagliato qualcosa. Cioè, tante cose non si sanno. No, non si sanno. Vai! Madonna, ma perché Callejon cross in area e uno sta a 300 metri e un altro sta là basso, vicino al calcio d'angolo? Vabbè. Non giocano vicini, io non lo so. Silvio dice per me deve mettere Llorente un Milik con Mertens Insigne, esatto, lo ma diciamo Milik anche non noi. c'è, Milik è rotto, però dovrebbe mettere Llorente. Milik si è rotto. Mica si è rotto, avrà un infortunio si è rotto, vabbè, fortunato. Renzo Galimberti dice a che ora finisce la partita, dovrebbe finire verso le 10:30, tra un'oretta. Insigne non è sereno e per me è colpa del suo procuratore e per me Raiola sta facendo di tutto per portarlo via da Napoli. Ci sta. Non le sappiamo purtroppo queste dinamiche, intanto è finito il primo tempo 0-0 ragazzi. Pachito dice io quando Totti se n'è andato avevo le lacrime, grande capitano. Sì, si è chiuso nera appunto. Allora ragazzi, sì, abbiamo attaccato, ci abbiamo provato, però poco concreti, poco pericolosi. Il Genoa ha avuto un paio di occasioni. È quello. E niente, non brilliamo, non siamo più il Napoli scoppiettante è proprio il Napoli, e devastante di un tempo. È un altro Napoli, proprio sembra una squadra spenta, proprio non c'è quella cattiveria, siamo con la testa sulle nuvole, proprio non ci siamo, non ci siamo, mentalmente non c'è la mentalità per vincere sta partita. Giocatori che vanno da sola, a singoli, non c'è il giocatore che segue l'azione, c'è Insigne c'ha palla, a posto di seguire Insigne in contemporanea gli altri giocatori, mandano solo Insigne davanti, e dove vai da solo quando c'è tutta la difesa schierata del Genoa e ti levano subito palla, è quello il casino. Anche sui cross di Callejon, troppo larghi, giocatore che non è vicino, che magari va a attaccare l'area, ci implantiamo là, che poi sono bassi Mertens e Lozano, le prendono tutti quelli del Genoa, è un casino. Spero che nel secondo tempo entriamo con un'altra cattiveria, spero quello. Bella a Gesù Cristo, non so se si possa dire o lo prendano come un'imprecazione, YouTube è comunque bella. Natal Blaze dice ha detto che Milik è rotto, mica deve andare dal meccanico. Sì, ma nel senso si è fatto male, si usa dire rotto. Sei psycho, ok, perfetto. Forza Napoli, dice Alberto Vogt, madonna stasera mi impiccio con nomi. Fratimo, vado a fare un caffè e torno, tengo live attiva, grazie Silvio, ci vediamo tra poco. Francesco Romano dice quando Totti se n'è andato io ho pianto, ci credo.
Rin dice: ragione Francesco, la squadra è un po' slegata. Sì, in questo periodo sono troppe influenze esterne che... Un macello. Vincenzo dice: è finito il primo tempo, sì, da tipo un 5 minuti. Graziano dell'Ellis dice: visto che Ibra e Insigne sono sotto Raiola proporrà Ibra al Napoli. Chi lo sa. Buon caffè, Sibiu. Ragazzi, ricordo a tutti chi sia arrivato in live dopo, se non l'avete ancora fatto, per favore lasciate un like in modo da aiutarci a raggiungere più persone possibile, e se vi stiamo simpatici lasciateci l'iscrizione. Ogni tanto faccio il piccolo spot pubblicitario. Voglio. Non ci siamo, perché poi voglio pure in difesa ci facciamo imbucare quando c'è Koulibaly qui, perché Koulibaly esce per recuperare il pallone, loro trovano lo spazio fra Maksimovic e Koulibaly, ci imbucano, fanno il taglio con il terzino, l'esterno che sia del Genoa, e voglio ci mettono in difficoltà, perché facendo il taglio quell'altro, se resta in gioco, può mettere il pallone di traverso nell'area del Napoli, e se arriva l'attaccante del Genoa fa gol. È successo con Bande, meno male Bande me l'ha buttato a piedi Piccione, meno male, perché poi l'hanno fatto tirare proprio, magari c'è stata la pressione e l'ha fatto sbagliare, però non si possono far creare quelle palle gol. È un altro pure, sì. Poi è vero, noi abbiamo avuto delle palle gol con Lozano, quella però era in fuorigioco, quello di Insigne, il gol di Insigne che sto rivedendo in fuorigioco. Però io voglio più cattiveria, voglio più azioni sotto porta. Poi se ne sono fatti. Dobbiamo essere più concreti, più cattivi, più pericolosi, un po' più de cazzimma. Ma io non lo so. Non mi sembrano così cattivi, con quella voglia proprio e andare a vincere la partita, perché non sto vedendo un Napoli così cattivo. Vero. Come vedevo nelle stagioni scorse, come ho visto anche l'anno scorso, perché l'anno scorso si vincevano le partite con cattiveria. Cioè io mi ricordo il Napoli di Sarri fece 15-16 vittorie di seguito, ma qua non le vedremo mai queste 15 vittorie. Per ora no. Dobbiamo prima uscire da questo momento qui e poi Marco Ricci dice: forza, domenica prossima vi aspetto allo stadio comunale di Piedimonte Matese, di nome Pasqualino Ferranti, vi aspetto per conoscerci, perché ci sono molti che vi seguite e sarà una bella partita. Ma che è questo? Ma mica lo conosco, no? Mai visto. No. Una mia vecchia amica era di Piedimonte Matese, una vecchia conoscenza. No, però figurati. Ma quello su Callejon non è rigore. No. Non lo so. Piedimonte Matese sta Marco Righi. Capita che ci segue qualcuno a Piedimonte Matese, che te devo dire? Lethal Blazer, io vi seguo da 10 minuti ma vi adoro, vi voglio bene. Grazie Lethal Blazer. Leggete il messaggio prima. L'ho letto, meritate molti più iscritti. Grazie Anna. Grazie Anna. Magari con il tempo. E Marco dice: come si chiama? È mia vecchia amica. Manco me lo ricordo più, è passato così tanto tempo. E invece del Piero intendi quando se n'è andato? Un'altra grande epoca finita, immagino. Anche Graziano dell'Ellis di Piedimonte Matese. Abbiamo un sacco di seguaci di Piedimonte Matese, ragazzi. Madonna. Ma ce ne sono tanti, Comunque ragazzi, noi stiamo in Toscana, non stiamo mica in Campania, non vi si può mica venire a trovare. Ora siamo in Toscana. Questo Napoli non tiene un po' di cazzimme, esatto, è quello che dicevo anch'io, ci vuole un po' di cazzimme. Comunque buonasera Gabriele Albino. Rina, Piedimonte Matese c'è l'istituto alberghiero, sentila, ora vengono fuori tutte le conoscenze. Per favore ora mi saluti su Instagram, ti chiede Lethal Blazer. Ciao Lethal Blazer. Su Instagram, poi ti saluterò su Instagram. Ragazzi, dai, fateci per favore. No, è sempre il solito, scusate. Dateci i vostri pronostici aggiornati, visto come sta finendo il primo tempo. Siete sempre convinti che vinceremo? Ma io lo spero. Ma anche perché, allora, se siamo sfigati, secondo me, se far pareggio, perdere non dovremmo perdere. A regola dovremmo vincere, perché comunque secondo me siamo stati più pericolosi noi. Al solito non siamo il solito Napoli scoppiettante, però è così. No, allora Vaffame is back e meglio stan a nolo.
Giulio Latronico, buonasera. Il Napoli fa 1-1. Speriamo di no. Graziano Dell'Ellis dice: Rino, mica c'è solo l'Alberghiero e le altre scuole in dove le metti. Francesco Romano dice: quando se n'è andato Zanetti? E beh, e qua è l'ultimo, posso dire quando se ne sono andate le bandiere, è vero. Vabbè, però vi aspetto, oggi devo andare a giocare a Santa Mara Vico. Comunque l'istituto alberghiero c'è. Gabriele Albino per me finisce 0-0, però sempre nei 3 punti. Boh. Speriamo sempre nei 3 punti, sì. Fatto, no? No. La vostra pizza fa schifo, meglio la pizza con l'ananas. La pizza con l'ananas. In America si mangia la pizza con l'ananas. Sì, appunto, che è una cosa che non si può vedere. Ragazzi, forza! Ma che è successo? No, volevo i pronostici. Qualcuno ha detto 1-1, volevo pronostici aggiornati. Ma che pronostici? Come che pronostici? Diciamo, scelta da suona. Di Napoli-Roma ancora? Ma che Napoli-Roma? Di Napoli-Genoa? Sì, aggiornati, visto com'è finito il primo tempo, si sono sempre convinti che vinceremo. C'è chi ha detto 1-1. C'è chi dice che si pareggia, però si spera nei 3 punti. Fondamentalmente anch'io mi sono un po' rivista così. Marco Riccio dice 1-0. Napoli-Genoa 1-0. Boh. Ora ci può stare, perché siccome Sì. siamo 0-0 può succedere. Poi può succedere anche che nel secondo tempo si fanno 3 gol. Quello... Blazer mi hai ferito. Perché è capace? Perché poi gli ha detto la pizza fa schifo, meglio la pizza con l'ananas. Fa cagare. Sì, Graziano lo so, solo che i miei amici andavano lì all'albergo e allora poi è uno dei più conosciuti. Stanno sempre a parlare dell'alberghiero di Piedimonte Matese. L'alberghiero. Perché Rino ha detto c'è l'alberghiero a Piedimonte, sì, che si sono messi a parlare dell'alberghiero di Piedimonte Matese. No. Beh. Oddio, raga. No, però non sta andando bene, Cioè, dovevamo già aver fatto almeno un gol. Ti dono 100 euro, però mi devi salutare su Instagram. Vuoi pure 100 euro? Ha detto tu. Ma... Ciao Sibiu, è tornato Sibiu. Ma poi vogliono dire i tifosi che prendono di mira solo Insigne. È vero, cioè, secondo me Insigne è un po'... Allora, Insigne è napoletano, quindi ne risente un po' più di tutti. Ma poi vogliamo parlare di questi tifosi che prendono di mira... Detto. Sì. Dicevo appunto è napoletano, quindi se la prende un po' di più, c'ha un po' più di carattere napoletano e la gente tende a prendersela di più con lui proprio perché è napoletano e quindi è tutto un mix letale. Francesco? E sì, insomma, poraccio un po'. Capisco i fischi, ma non devono prendere di mira solo Insigne. Sì. Esatto, cioè, sì, ma il gol annullato, sì, è stato annullato per fuori gioco. Fuori gioco. La pizza con l'ananas è come mettere lo zucchero nell'acqua degli spaghetti, non si può. Se domani venite a Piedimonte Matese, trovate una bellissima e poi è finito un messaggio. No, raga, cioè, una bellissima festa, sì. La festa. Sì, vabbè. Ma non si può venire. Raga, non si può purtroppo. Giusto, Insigne è forte, deve essere supportato, vero? Raga, sì, Insigne viene sempre preso di mira. Quando c'è qualcosa che non va nel Napoli, il primo a essere preso di mira è Insigne proprio perché è napoletano. Secondo me dovreste avere... grazie Francesco Romano, supportateci, sponsorizzateci, fateci conoscere ai vostri amici, condividete video soprattutto, se volete farci crescere, appunto, cioè se ci volete aiutare mettete like, venite a vedere anche gli altri video di Napoliello su Instagram, perché ci sono tanti social, Facebook, Instagram, se avete Twitter, con tutti i vostri amici su WhatsApp. Condividete le nostre live, il mio canale, i video, tutto. Se ci tenete a farmi crescere, ovviamente. Poi se non volete, no, non siete obbligati, è una cosa che volete voi, deve venire dal cuore, una cosa che esatto, ovviamente. Giulio dice: non si può giocare sempre prendendo 200 pali, il Napoli è forte, ma è la testa che fa la differenza. Cioè, è una cosa che vi deve venire dal cuore. Io non Però voglio... stavo a leggere il commento. Comunque sì, volevo dire, Fratimo arriverà in alto. Grazie mille Fratimo, che te me l'ha sempre detto. Silvio, stavo a leggere il commento dei primi. Ora leggi.
devo andare in bagno da Oggi Gesù Marogna. Non si può giocare sempre prendendo 200 pali, il Napoli è forte ma è la testa che fa la differenza, vedete l'Inter 1-0 contro l'Hellas, sono riusciti a ribaltarla. È vero, ovviamente è una questione soprattutto di testa. Secondo me il periodaccio del Napoli sta continuando ed è messo un po' così perché proprio anche per la mentalità, perché non sono tranquilli i giocatori, non è tranquillo lo spogliatoio, non è tranquillo l'allenatore, non è tranquillo la società, e sicché tutti ovviamente ne risentono. Poi abbiamo la grande sfiga nera che ci perseguita in questo periodo. E raga, a che minuto siamo? Franco Falcone, buonasera, siamo nell'intervallo, tra poco dovrebbe iniziare il secondo tempo. Come vi chiamate su Instagram? Su Instagram trovate solo Napoliello87, che è Napoliello_87. Conoscete il film Capitan America Civil War? Lo conosciamo, ma non lo abbiamo mai visto. Cioè ne abbiamo sentito parlare, ma non lo abbiamo visto. Francesco il Romano dice: io vi voglio bene perché siete simpatici. Cioè, non so, vi voglio bene e basta, grazie. Francesco Romano dice che ci vuole bene perché gli stiamo e basta, e ci vuole bene e basta. Cioè, che gli stiamo simpatici. Buonasera a Franco Talarico, salve. Sì, ora facciamo la danza della fortuna. Speriamo che Napoli vince. Speriamo che Mertens segna. Secciolina. Speriamo che segna El Ciughi. Oppure Llorente che entra con quel collo da giraffa, face gol. Speriamo. Gabriele Albino va bene, qua invece c'è Naples Civil War. Che? Perché dicevamo se conoscevamo il film Capitan America Civil War, ho detto lo conosciamo ma non l'abbiamo mai visto, infatti dice qua c'è Naples Civil War, vero? Aiuto, ci serve Ciughi Lozano oppure no, ci serve Llorente. Leggere francese, cioè ma gli fa benedicere, sì, è vero, diciamo fa benedicere, mamma a me veramente da casa. Io c'ho Padre Pio qua, c'ho nella stanzetta Padre Pio, credo tanto in Padre Pioli non c'è, abbiamo Ancelotto Maiala, però amo. Vabbè. Iniziata, non ancora, stanno rientrando adesso dagli spogliatoi, ragazzi, quindi a breve, pochi minuti. Ma io magari mangio più pure io caffè. O caffè, se la devono pigliare i giocatori il caffè, vedete se si svegliano un po'. Dici giochi lo zaino. Non so se l'hai visto Marco Riccio d'estate, Francesco, quando si prese lo Zano fece il video lo zaino con lo zaino in spalla. C'è la copertina del video, andate a vedere nei video di quest'estate Napoliello 87 con lo zaino in spalla. Comunque voglio, se volete seguirmi a me su Instagram mi trovate come Napoliello_87. Se volete seguirmi anche su Instagram, ovviamente. Ma poi l'hai salutato Blazer su Instagram? La tossavo. Come si chiama? Blazer col 4. Non so se il nome Blazer, il nome è sempre quello. L'ha visto Marco Riccio il video, quello di Lozano. Ma Blazer qual è? Ora non sta commentando più, magari non so se è ancora in chat. Uno zaino fa sempre comodo, come disse pure Rino, e ci vanno pure i quaderni Pasco. È vero, mi sa che in questo momento non sta in live. Non so qual era questo. Ma... Lethal Blazer, eccolo qua. A vocione. ET4 ETH4 L poi L underscore, non so se magari non ha lo stesso nome su Instagram. Ok, se non ci sta, io direi ho condiviso su Instagram, ma grazie Sibiu, molto gentile, grazie mille Sibiu, sempre disponibile Fratimo. Voglio vi devo passare a salutare. Ho avuto troppi impegni e non ce l'ho fatta. Sì, più mi dispiace, Fratimo. Lo sai che tu sei uno dei primi canali che seguo insieme a Rino e via dicendo, quelli del gruppo. Però purtroppo comunque, ragazzi, ho avuto un periodaccio. È iniziato il secondo tempo comunque. Sì, da 20 secondi.
Vittorio Buonasera. Casagrande, official page. Ciao Vittorio Casagranda. Ciao. Ragazzi, Benvenuto nella live in Apulilla e ragazzi, Cicciarilla. vediamo un po' di inizio col piede giusto. Appunto, sta già attaccando il Genoa. Marò, 2 contro no, 3. accorta Kiss, piglia Kiss, Pinamonti, Pander, Madonna. Madonna. Tiro da fuori di Pander, da molto cacchio. lontano, ma gli ha dato una staffilata. Voglio Graziano Dell'Ellis dice: ti seguo su Instagram. Grazie, Graziano. Grazie mille. E Sibiu dice: ma sì, non ti preoccupare, sempre gentile Sibiu. No, Federico Celano, ciao, buonasera. Sibiu e Sibiu. Andate a seguire pure il canale di Sibio 2010, mi raccomando. E di Rino Che c'è Nike, frate che a sono noi. e due frati miei. Sibio Dai, raga, 2010 dai. e Rino Nike. Ciao Federico Celano, ciao Fra, come stai amico? Come stai amico mio? Che piacere averti in live stasera. Dai, raga. Ho giocato l'uno fisso, speriamo bene, Fra, anche io l'ho giocato, perché il Napoli non lo giocavo più. Urdi, vai, dai! Maronna. Esterno della rete. Di Lorenzo. Di Lorenzo, esterno della rete. Vai giù, Maronna. Sono ritornato, stavo mangiando. Vabbè, non ti preoccupare. Ti ho attaccato un po' sta cosa del mangiare. No, Rino, ci tengo, lo sai, ci tengo a te, a Silvio, specialmente a voi e anche altri del gruppo WhatsApp. Graziano dice: devo andare, ciao, alla prossima. Ciao Graziano, grazie per essere Ciao. state con noi. Ciao Graziano, ciao, grazie mille. Grazie, buona serata e buon fine settimana. Dai, Madonna, non c'è niente da fare. No, c'è chiuso. Ai, contropiede del Genoa. Brutto contropiede. Guarda questo. Guarda quell'altro che Koulibaly. Meno male. Koulibaly. Vai, contropiede del Napoli. Vai, Mertens. Vai, ne sbagliamo. Vai. Dai. Madonna. Mannaggia la mia. Anticipato il passaggio dal Genoa. Riparte il Genova in contropiede. Ora è bella, poi. Ora si è fermato il Genova per rifiatare a possesso palla, parte dalla difesa. Claudio Black dice ciao. Katia Occhinelli, ciao Marco, ciao Katia. Dai. Ciao a tutti da Claudio Black. Ciao a tutti, Claudio Black. Ma fa muc. Ragazzi, perché si è messo in live da poco, ricordo di mettere un like per aiutarci a trovare più persone possibili e Giulio se vi va e siamo simpatici lasciate l'iscrizione. Giulio Lotronico, le squadre sono lunghe. In questo momento si sono allungate molto. Sì, ora ha rallentato un po' il gioco il Genoa per la paura che il Napoli, perché il Napoli stava spingendo. Quando partiamo di contropiede siamo pericolosi, lo sanno. Allora hanno cercato di come posso dire, di ammortire un po' il gioco, di addormentare di addormentare il gioco. Infatti siamo un po' bloccati al centro adesso. Perché addormentando il gioco rallentano la velocità del nostro Napoli, perché il nostro Napoli sappiamo che in contropiede ha giocatori che fanno male, Lozano, lo stesso Mertens, lo stesso Callecom, lo stesso Zielinski e Insigne. Katia ci ha lasciato il like, grazie Katia. Salutiamo Italo Cuore Giallo Rosso. Buonasera. Ciao Italo, ciao. Ma è andato via, no? È tornato. No. Ciao Italo, si è tornato. Frat. Ciao. Marco Riccio che ti chiede di cercare qualcuno, penso Domino Pro 08. Penso su Instagram, immagino. Claudio Black, che cosa ne pensate delle proteste dei tifosi? Da una parte c'hanno ragione, perché se il presidente vi dice di andare in ritiro perché effettivamente la squadra sta andando male e voi, i tifosi si sono indignati perché, porca miseria, con tutti i soldi che guadagnano i giocatori si rifiutano ad andare in ritiro perché non si vuole andare in ritiro, la squadra sta andando male, raga, dovete mettervi un po' sotto, cospargervi il capo di cenere, fare ammenda e darci dentro, quindi da una parte c'hanno ragione, però è vero anche che fa così la squadra non l'aiuti, quindi dipende. Su YouTube è il suo canale di Marco Riccio. Quindi cercalo su YouTube. Si stanno salutando tra romanisti in chat. Dai, di Lorenzo. Vediamo, di sfondare un po' questa difesa, di entrare un po' dentro e fare qualcosa di decente. Ma 08, non andava nessuno 08. Sì, ma era tutto attaccato, mi sa.
Pro, no, pri. Italo è un altro top. A Roma, Ma questo se... qui forse ti hanno dato iscritto. Sì, penso proprio di sì. Ma non c'è questo canale, non racconta Lo niente. so, però ci ha chiesto di cercarlo e non l'abbiamo cercato. Sopportiamo Napoliello, grazie Italo. Claudio Black, sì esatto, capisco le proteste, ma senza il sostegno dei tifosi poi è anche più difficile per la squadra, esatto. Quindi da una parte hanno ragione a essere indignati, però la cosa non deve andare troppo per le lunghe, perché sennò è solo controproducente. Quindi, insomma, Io vuole più grande, forza no? l'avevo letto. Grazie Italo. Dove state guardando la partita? Su DAZN. Cosa stai cercando? Dove era quello che aveva Il scritto? nome? Scusate ragazzi, ora iniziamo subito, Dove cacchio era? Era più su, Vabbè. mo, se lo volevi. No. Vabbè, Niente. Sì, stiamo guardando la partita su DAZN, i fratelli napoletani. Leggi il commento mio di prima, quale Marco Riccio? Ne stiamo a perdere è quello che un ti po'. stavo dicendo. Poi ho sentito della sparata di Edo. Sì, l'ho trovato, però Sono non so fatta qual è, ce ne sono 3. Ce ne sono 3 di Marco Riccio, 88. Quindi internet è impazzito, dice Katia Occhi Neri, esatto. DAZN è migliorato, no? Sì, un Sono po', quella- poi più che altro noi lo stiamo guardando sul canale di Sky, quindi in realtà non lo stiamo guardando via l'applicazione. Scuola calcio, CC, Claudio non Black so. dice, vi ho conosciuto 5 Non lo minuti so, fa, ce ne so. iscritto. Grazie Claudio Non Black. so quale, ma eccolo su sì, Mario ma- Riccio underscore 80, Mario underscore Riccio Sì, underscore- sì. è quello di mezzo, amore. Con gli underscore, quello lì. uno di questi. Sì, abbiamo trovato. Comunque vi ho conosciuto appunto Claudio Black dice che si è iscritto, grazie. Italo Cuore Giallorosso dice dai ragazzi like per Napoliello, grazie Italo. Francesco Ok. Romano dice conoscete Nightmare Before Christmas, il film, certo. Oddio. Oh! Si sta rischiando, aiuto, madonna. Ma com'è possibile? No, cioè non stiamo... sta giocando meglio Genoa, ma E il secondo tempo sì. Ora da quando siamo rientrati sì, sta Sì, giocando ma, meglio il ma ha Genoa, creato ragazzi. molto di più il Genoa che noi, se andiamo a vedere. Ora. Io in streaming, Federico Celano, sì, Cioè, speriamo ma com'è sia un po' possibile? migliorato. Ma Non com'è so. possibile? Wow, questo era un bel tiro di merda che ha parato Radu, per ora il Genoa sta rompendo qui. Sì. Cioè, come cazzo si fa? Calcio d'angolo per il Genoa. Sì, Marco Riccio, ti abbiamo Iscritta, trovato. grazie mille, Katia. Grazie, Katia. Mi hai trovato, sì, trovato. Ti ho Sì, seguito sì. pure. Ti ho seguito pure, Ai. Calcio d'angolo per il Genoa, ragazzi. Oh, Aia. Madonna. Madonna, linciatona brutta. Oh, non lo fa tirare. Mamma mia. Spina. Sì, voglio, ma... Raga, Non mi non sta sta piacendo. andando niente bene, ragazzi. Come cazzo? Non sta andando niente Non bene. è possibile giocare così. Non ci siamo. Ma niente proprio. Speriamo bene, dice Claudio Black, esatto. Sì, perché il Napoli proprio... Dio, ci vuole un colpo un po' di fortuna. Abbiamo avuto tanta sfiga in queste ultime settimane. Dai ragazzi! È mano al portiere. Crossi, No, mano al Napoli- portiere. Non va, ragazzi. Non va. Madonna, una partita bloccata ancora 0-0 proprio. Non è da noi, non è il Napoli che conosciamo, perché il No. Napoli che conosciamo faceva tanti gol. Cioè, dove è finito il Napoli che si conosceva? Non lo so. Silvio dice Ancelotti Vabbè. non lo capisco. Già, Sì, ma... dovrebbe sì. mettere Llorente. Umbi dice ma cosa sta succedendo al Napoli? Non è più lui, è un'altra squadra proprio. voglio Sì, dire, ma è secondo pro- me appunto è tutta una ma, questione ma appunto, emotiva. ma ci manca la punta alla avanti. Llorente che fa alza un po', diciamo, alza un po' la squadra. Poi secondo me tutte le volte che è tiene palla. entrato ha cambiato Sì, ma decisamente poi, la partita. ma poi lui tiene palla, Sì. fa alza un po' la squadra, cioè fa risalire. Vincenzo dice c'è ancora.
Cercate Porcelli 07 su Instagram, Lethal Blazer. Sibio 2010 metti Llorente e togli Callejon e non riesce a salire, si vede, è vero, stasera Callejon si è visto molto meno del solito, molto meno del solito. Sì, ma siamo pari. Era quello che mi aveva detto di cercarlo e di il suo nome, Lethal Blazer, sì. Sì. Ragazzi, di dove siete? Chiede Giovanna Sissi. Lui è originario di Napoli, io sono toscana e stiamo in Toscana. Sì. Katia Pinineri saluta Gladiatori. Al cappello, sì, ti abbiamo trovato dal Blazer. Sì, fatto. Giovanna Sissi, ragazzi, di dove siete? Gliel'ho detto, te di Napoli, io sono toscana e viviamo in Toscana da molti anni. Forza Carlo Napoli sempre. Petriccione, buonasera. Buonasera, Napoli non riesce a Carlo. fare Carlo. Che ho detto io? Carlo Petriccione. Cioè, sì. io stasera con nomi, scusatemi. Sì, Carlo. Il Napoli non riesce a fare niente anche oggi, però forza Napoli. Speravo bene, dai. Giovanna dice bella la Toscana, vero? Sì, molto bella, sì. Io metterei anche Amin. Comunque se vi va iscrivetevi al canale, ma soprattutto lasciate un bel like. Che così ci aiuta a dato che ci siete, no? Io metterei anche Amin, esatto, Rino. Cioè, sì, ma secondo me la prima cosa è Llorente. Sì, Amin, vabbè. Potrebbe prendere il posto di Insigne. Sì. Poco fuori dell'area. Ma Insigne c'è sempre in campo, perché sì, c'è. Al posto di Insigne Amin metterei, perché Insigne non lo vede in partita, e farei entrare appunto Llorente in campo e leverei Lozano forse. Mertens, barriera calcio alta. O Mertens o Lozano fuori per Llorente e Insigne per Amin. Silvio dice comunque Zelinski deve fare di più, ma stasera tutti devono fare di più. Secondo me c'è un problema veramente di... Let Blazer, mio fratello sta a Pistoia. Sì. Comunque Zelinski deve fare di più, tutti devono fare di più. Un po' tutti. Perché secondo me tutta questa storia di contorno, tutta questa agitazione che c'è stata nelle ultime settimane, tutti i risultati negativi. Calcio d'angolo, Mertens da calcio d'angolo, poi si legge dal capo che non è. Sì. Ma che sta il Napoli al primo tempo o al secondo tempo? Al secondo tempo, Katia. Siamo al 53esimo. Se mette Llorente segna, perché si è visto a Salisburgo solo che lo ha messo all'ultimo. Esatto, è quello che dico anch'io. Federico Celano, per quale motivo i giocatori ce l'hanno con De Laurentiis? Un po' per i contratti, secondo me, perché qualche giocatore hanno detto se vuole andare via vada via, tanto non ci fa la differenza. Un po' sì, dice no, ma come parla? Sbaglia come parla. Sbaglia a parlare con i giocatori. C'è un giocatore che ti è stato 10 anni per dire 6-7 anni a Napoli e ha sputato sangue e te, se ti sta bene, sta contento di questo, se no se ne va. Napoli la deve amare, capito? Parlo così, capito? Senza rispetto. Francesco Romano ti chiede di seguirlo su Instagram, lo cerchi come Francesco Cerci. Carlo Petriccione dice il Napoli quest'anno è dura, però speriamo bene, sì. Speriamo bene. Bisogna sbloccarla, rigirare tutto. Zelinski non riesce a fare quel salto che tutti aspettano. Infatti, è da tempo che si aspetta il salto di qualità. Silvio dice che tra poco probabilmente segnano e bisogna sbloccarla. Speriamo, Silvio. Dobbiamo sbloccarla, perché sennò è un casino. Pinamonti si è fatto male. Giovanna, iscritta ricambia. Sta parlando tra Katia e Giovanna. Sì, ragazzi, se volete fra di voi fate iscritto ricambio, tranquillamente. Sì, noi non ci offendiamo. Infatti, anche con Sibiu, con Rino Nair, che sono miei carissimi amici, che li conosco da una vita. Giovanna Sissi, Zelinski è l'unico giocatore che non mi è mai piaciuto. No, oddio, quando è in serata Zelinski gli dà del brutto. Però non è un giocatore continuo, è quello che ci aspettiamo da Zelinski che ha più continuità. Ecco Llorente al posto di Callejon, però. Ma chi ha levato Callejon? Ma sì, perché Callejon stasera non sta facendo niente. Insomma, era quello che crossava i palloni in aria. Ma le sbagliava tutte. Allora, Carlo dice De Laurentiis con quei soldi che ha preso lo Zano, Llorente e Elmas poteva prendere un giocatore un po' più sveglio e forte. Sì, ma secondo me doveva togliere Insigne. De Laurentiis. Poi allora, Giulio dice De Laurentiis è da anni che non compra un centrocampista di qualità. Verissimo. C'era fallo solare sulla punizione. Ragazzi, ma ci avete fatto caso? Da quando è partito Hamsik a centrocampo il Napoli ha perso tanto, ma proprio tanto.
tu non puoi sostituire Hamsik con tutto rispetto, con Elmas, dai. Voglio, ma c'è un paragone enorme tra Elmas e Hamsik. Vero. Volete paragonare? Nora è un bravo giocatore, ma non lo potete paragonare a un campione, perché Hamsik è un campione. Cioè, Oddio, il Genova sta ripartendo. ma no, guarda là. Oddio. Aiuto, no! Madonna che ha salvato Koulibaly. Ce l'ha salvata sulla linea. Ragazzi, l'ha salvata sulla linea. Vedi il Genoa come ci mette. Madonna. No. Si può, guarda là, ma com'era solo? Ma guarda Madonna, là. l'abbiamo rischiata di brutto. Koulibaly col piedone. Koulibaly l'ha fermata. Gesù. Oddio. Com'è possibile? Male, raga, molto male. Allora, Io lo riprenderei molto volentieri Hamsik, perché il Napoli ha bisogno di centrocampisti del genere, dato che non ha preso un centrocampista di alto spessore come si dicevano Vidal e tanti altri nomi, che poi non è arrivato nessuno. Ci vuole un oddio, ancora il Genoa, raga. Vai ora, vai Insigne, ma vai però, vai, cacchio, non ti ferma, vai. Gesù. Cosa. Allora, Claudio dice: De Laurentiis in molte occasioni ha detto cose inopportune sulla squadra. È vero, De Laurentiis è un po' fumino, ogni tanto parla un po' troppo, secondo me dovrebbe stare un po' più calmino. Rino concorda. Katia dice: il cuore mi dice che ce la faremo, speriamo. Dio. Carlo dice 1-0 Napoli al 90esimo, forse spero. Madonna, cioè ci volesse ogni tanto che un po' di fortuna ci capita pure a noi che si riesce a far gol anche se al 90esimo. Ci volesse proprio. Comunque è andato meglio il Genoa che noi. Dovremmo essere andati meglio noi, invece il Genoa fa la partita. Io non capisco che ci sta succedendo, perché proprio un periodaccio, raga. Comunque ricordo a tutti i nuovi arrivati in live, se è da poco che ci state seguendo, se vi va lasciateci un like e se vi stiamo simpatici iscrivetevi al canale. L'altro po' la vince il Genoa la partita, cioè non è possibile. No, veramente. Dai, su, voglio più cattiveria, porca infame, porca. Andiamo, No, su, pressate, ma vai, così vuoi, vai però. Vai, Mertens, vai! Tira! Tirino leggerino. Mertens. Allora, Rino dice, secondo me era rigore. Carlo dice, Ibrahimovic potrebbe venire al Napoli. Lo so. Io non sono una grande fan. Ci servirebbe invece ci servirebbe un top player, cazzo, l'Annans. Ci serve, perché ora Mertens ha cominciato a avere la vecchiamma. Quell'altro gli rende con tutto che sì, è bravo quando vuoi, ma non ti risolve una partita. Cioè. A me Ibrahimovic non piace onestamente. No, ci vuole un top player come Ibrahimovic. Carlo Petricciani dice De Laurentiis circhi al massimo. Ma sempre stato De Laurentiis. Vai ora, vai che è qua Mertens, vai Llorente. Ma è lento pure io. Vai però. Dai, Llorente, mannaggia, si è fatto fregare. Giovanna Sissi dice, ma Hamsik è andato dove prende tanti milioni, se amava la maglia non se ne andava. Ma poi il bello lo sai qual è? Che Llorente andava da solo, nessuno accompagnava l'azione. Vero. Insigne, che cazzo fai là? Vuoi accompagnare insieme a Llorente? Io dormo, no. Stasera cioè non seguono l'azione. Llorente là, Insigne l'altro da dormire. Che cazzo fai là? Madonna, fallo uscire Insigne, stasera Insigne non è in giornata, saranno le voci, sarà che le fuori Insigne, dentro Amin e fuori Insigne, subito. Comunque Giovanna, per rispondere al tuo commento su Hamsik, probabilmente anche tanti anni era nella squadra che aveva perso anche un po' di motivazione. Ho appena visto il salvataggio di Caligiuri. Sì, Rino, Ci serve uno che risolve le partite. Vero. Sì, Carlo, ci serve uno che risolve le partite. Umbi dice Ibra è buono ma ha 38 anni, esatto, quindi... Vedi l'Inter come ce l'ha i giocatori che ti risolvono la partita, c'ha Martinez, c'ha Lukaku, c'ha lo stesso Sensi, poi giù a lui io non lo so, quando c'era Mertens in forma le risolveva Mertens. Cosa dicevo io? Che quando Mertens si spenge il Napoli è morto. Chi segna? Vero.
Quando Mertens non è in giornata, non è chi in segna? giornata, e anche Insigne, perché Insigne magari Mertens sta fa avendo il giocare. periodo buio Mertens, chi sta segnando Ronaldo? Nessuno. Comunque sono i giocatori, Ma non no, giocano ma proprio no. bene. Che cazzo fai? Insigne per Elmas. E Amin non lo fai mai giocare? Manca Ancelotti, poi giù, manca Ancelotti. Sì, Ma ha che tolto cazzo Insigne e di messo cambio fa? Elmas. Che cazzo di cambio fa? Speriamo bene. Dai. Oddio, gli sta piglia male. Comunque, sono i giocatori che non giocano proprio bene. Sì, però appunto secondo me per questo tutti stanno giocando male. Tutti. E questa è una questione psicologica, secondo me, perché non è possibile che tutti quanti siano in giornataccia. Ma anche in difesa sono molto deludenti in questa stagione. Sì, è proprio un periodo, secondo me c'è troppo stress nell'ambiente, c'è troppa negatività. Gli sta prendendo male a tutti, porca già non è miseria. contropiede. Porca miseria. E se si perde questa partita andai a fanculo. No, cioè, raga. Dio. Fratimo anche la nerazzurra non gioca bene. Oggi altra partita vinta per episodi. Se usciva pareggio ci stava. Lo so, ma il problema, Sibiu, è che Che l'Inter le vince però le partite. l'Inter le vince, la Juve le vince. A culo, ma le vincano. A noi non ci capita mai. Mai. Vai giù. Come Cioè, si dice, la fortuna aiuta gli audaci, bisogna esserci per vincere a fortuna, comunque ci devi stare con la capa, ci devi essere pronto per coglierla la fortuna, noi no, sempre sfiga. Comunque, mai che vada, se non dovesse farcela il Napoli è meglio che finisca a pareggio. vai, Certo. Però Carlo dice Cavani vorrebbe venire per 30 milioni, De Laurentiis dice mi chiama e abbassa lo stipendio e i soldi, poi lo prende Lozano per 47. Sì, ma De Laurentiis parla, No, ma i poi giocatori che Cavani hanno non giocato lo già a richiama, Napoli non li- li riprende più. Lui fa tanto, dice sì, la porta sarà sempre No, ma aperta. io Non li sono riprende dell'idea che i giocatori che hanno già giocato a Napoli non non li prende più. Una volta buttati fuori, sono fuori per sono sempre. fuori dalla rosa C'è niente da fare. perché De Laurentiis si investe sui giovani, il giovane che poi diventa campione lo vende, ci fa i soldi e che se lo fotta Is. No, Capito? infatti, non li riprende più. Vedi Lozano che è giovane e spera che fa il botto così Lo lo rivende, vende, col l'ha suo pagato prezzo. per quando l'ha pagato 20 milioni, 47. 28 milioni. 47. Chi Lozano? Almeno Carlo dice 47 milioni. No, che dici? Cavani Poi prende Lozano 47 poi prende milioni. Lozano, ma mi sembra che non l'ha pagato 47 Lozano, è sbagliato, mi sembra l'ha pagato 30 milioni. Comunque prende Lozano, vediamo, mettiamo 30 milioni, prende Lozano a 30 milioni, poi aspetta che fa il boom, capito? E lo vende a 50 milioni e ci si fa 20 milioni a coppa. Poi piglia nato giovane, Pingo Pallino, lo paga 18 milioni, 20 milioni e lo rivende a 40 milioni. Capite che fa? Questo Carlo è dice sono io il vostro Cavani, sono io il vostro Neymar, citazione di De Laurentiis, il lavoro di De Laurentiis è un imprenditore, prende i giovani, ci fa plusvalenza e basta. Dai, vai, dai Llorente, vai, dai, vai, Madonna, vai, dai, Martins, dai Llorente, cazzo, ma come porca cazzo? miseria. Ma vai giù, ma come cazzo fate un segnale? Io non lo so, ma Allora, è l'ora di piazzare il ciucciariello sulla capa. io non lo so. Mamma. Però si chiudono loro in difesa, ragazzi, Sì, ma chiudono no, stretti ma proprio. doveva segnalarla, non diamo colpa a loro, la colpa è nostra, pensiamo un buon anno fa. Allora, Giulio dice, secondo te ci starebbe in centrocampo uno di esperienza come Pogba, dopo tutti questi anni ci sarebbe un po' top player? Perché noi non possiamo dare colpa al Genova, la colpa è nostra perché avessimo già dovuto fare gol. Avremmo già dovuto fare gol con tutte quelle azioni che abbiamo avuto là in area sì. e ci hanno il pallone. Ti può mettere un po' là? Metti a capo. Magari scambiamoci le posizioni, magari porto meglio. Magari porto meglio. Allora, Antonio Gamers dice bella. Federico Celano che brutta. Sì. Dice che brutta classifica, il Napoli merita di essere in Champions. Sì, per ora però non se lo sta meritando. No, per ora non stiamo meritando la Champions. Carlo dice a Napoli serve Di Maria in centro, in attacco uno che sa tirare punizioni. Vero. Dammi Dassa, buonasera, dice 1-0 e non so cosa tu voglia dire. Francesco Romano parte con gol. Vai, madonna, ma dobbiamo fare gol però.
Cioè non basta le parole, come avrei fatto, perché poi stiamo là, ma a casa non si fa gol, è quello il problema. Oddio. Mannaggia, ma come si fa? A me fanno ridere quelli della SNAI che danno il Napoli scontato a 1,28. No, in questo periodo proprio Cioè, zero. No, cioè, no, come fai a dare il tirare Napoli, proprio- cioè in un periodo buio così, dai il Napoli scontato a 1,28 sulla SNAI? È proprio per ingulare la gente. Cioè perché, dai, 1,28, uno dice, allora la quota è così bassa, sai che c'è, vado a giocare il Napoli, ti gioco anche un over, e poi finisce 0-0. È proprio per la classica ingulata che fanno le quote della SNAI. Vedete? Allora, Luigi Luigi Scimonelli, buonasera, vi ricordo sempre Forza Juve che deve fare il Napoli, deve andare a cagare. Ecco appunto. Ragazzi, non importa che venite ad Che dovevamo offendere, fare? voglio dire. Non mi sarei mai aspettato un inizio stagione come questo. Vero. Ma pure io. Mamma mia. Cioè, Ma pure io, dovevamo essere meno male tra le protagoniste, Juve, Napoli e Inter. sì. Invece, cioè, Niente. alla fine ci giocheremo il campionato per arrivare dal terzo al sesto posto. Cioè, Buonanotte Katia, grazie vai per essere Lozano, vai passata. Cross, là. Ma io rende. Ma, E bentornato ad Emilio. Rino dice però no, Francesco, non dico saremmo primi in classifica, ma con qualche rigore datoci in più avremo qualche punticino in più. È vero, è quello stata sì, sfiga. però Rino, sì, siamo alle stesse solite cose. Non possiamo attaccarci ai rigorino, a questo e quell'altro. Il gioco non si vede. Dobbiamo È vero. vincere le È sei quello partite. che dicevo anch'io, la fortuna bisogna esserci per coglierla. Le Bisogna occasioni, vincere. bisogna esserci. Poi siamo poi- stati sfortunati, è vero, però cioè, se Sì, campioni non si diventa solo a colpi di fortuna. sì, bisogna anche andare a più risultato perché con Genova non può pareggiare così, voglio, ma cioè, non è possibile. Buona fortuna a Napoli e buonanotte a tutti. Ciao, Ciao, buonanotte Katia. Katia, grazie mille, buonanotte. Su questo hai ragionissimo. Ma io poi non capisco, stasera Ancelotti secondo me ha sbagliato pure i cambi. Cioè, Amin non lo fa mai giocare, ma io non ho capito, ma pure con Amin c'ha qualcosa. Vado a sapere cosa succede. Va, cioè, Amin che ha fatto che lo aiuta? Cioè, non lo vedo più mai giocare. Eppure è bravo, è come Mertens, sa saltare. Ma dovresti vedere l'allenamento come sta in questo periodo. Sì, ma Buonasera, non so Aminix d'accordo. dice Will Napoli score or 0-0-0-0 for now. Osvaldo Frandoni, buonasera, dice il Genova ha il 60% di possesso palla, stiamo rischiando di perderla veramente, cioè è ridicolo. Vabbè, diciamo che è una partita, diciamo, È di molto perderla non aperta, penso. è Sì, molto, vabbè. cioè, Secondo me alla fine se occasioni giochiamo varie. così rischiamo di portare un altro pareggio. Il Credo- risultato più probabile a questo punto è il pareggio. un altro pareggio, ma vai giù, porca puttana. Cioè a questo punto riprendevi i donatori era uguale. Cioè, yeah. Umbi si sta incavolando e dice dobbiamo vedere se arriviamo al quinto posto, dai, ma perché siamo partiti così, andiamoci a prendere questa partita veramente. Luigi dice per me Lozano non è buono per il Napoli, non sta rientrando mai in serata. Giulio dice che, Sì, ma è che tutta fine ha la fatto squadra, Younes, ce lo chiedevamo Sì, è pure quello che stavo noi, dicendo, quindi dov'è? Claudio Black dice mi manca il Napoli di Sarri, era una gioia vederlo giocare, quello sì. A gennaio Ibrahimovic, ma vedremo Sì, se De Laurenti sborsa soldi per un 38enne, Sì, la perché vedo poi dura. vai per l'andamento del campionato poi come sta andando va pianato il giocatore, no? Salutiamo Mario il Ciccio Pasticcio, ciao. Claudio dice se il campionato va male spero almeno in una Coppa Italia anche se la vedo dura anche lì, sì, cioè in questo momento Champions, Coppa Italia, campionato, stiamo a fa schifo comunque, quindi cioè, se continuiamo così non si fa niente Ma come si fa, voglio, ma come si fa a pareggiare 0-0? Federico dice ma come tirano, cosa hanno in mente? Bella domanda, cosa hanno in mente, ragazzi. Io non lo so, hanno in mente il pareggio, a loro le piace pareggiare. Ma lo sai, i tifosi se mangiano vivo stasera se pareggiano Sì. una tua volta. È un casino, raga, Quando escono dallo stadio, vedrai. è un casino. Non vorrei essere nei loro panni perché già erano incazzati nero quando sono entrati passando dallo stadio. Se escono senza vittoria stasera, So guai, no, cioè questo periodo deve finire, stanno 2 mesi, senza vincere. mamma mia.
Giulio dice altro che ciccio pasticcio, ciclo Il pasticcio pasticcio. siamo noi, veramente. Un Ma bicchiere guarda di lo nudo. Zano, no, lo Zano, ma poi lo Zano si già capisci parlo. Siamo al 75esimo, Umbi, lo sappiamo. Giovanna dice facciamo Semore questo con le squadrette. Sempre questo con le squadrette, è vero. Quest'anno No. con le squadrette... La difficoltà del Napoli sono state sempre le medio squadre. Poi no squadrette perché il Genova è una buona squadra. Non è una squadra big, ma è una buona squadra, un'ottima squadra. Però il Napoli se le deve mangiare queste squadre qui se vuole lottare per i vertici. Non può pareggiarle. Queste partite qui le può pareggiare il Torino, con tutto il rispetto. Però il Napoli le deve vincere. Il Napoli, l'Inter e la Juve. Se vuole essere ai livelli di Inter e Juve, devi vincere queste partite. Per A parte essere- che in questo momento non ci sei. Anzi, sei anche un po' sotto alla Roma come gioco. In questo momento sì, e quello però era fallo tattico secondo me. Vabbè. Cross, testona di Llorente, niente. In questo momento siamo come la Lazio. Forse, anche sotto la Lazio. Vai. Dai, In questo momento siamo sotto a tutto, capace, perché stiamo giocando di merda. Proprio pari il caccolo in mezzo campo. Francesco Cerci, Francesco Romano è entrato con l'altro account, fa la faccina. Questi va a finire che partono di contropiede e ci fanno fare pure il gol. Ci siamo accorto. Rino dice squadra troppo scarica mentalmente, hai assolutamente ragione. Entusiasmo, sì, per come tu fai entusiasmo con questo risultato 0-0 e manca 10 minuti alla fine. 13. E Giovanna giustamente dice per fortuna non abbiamo subito il gol perché sennò era finita. Dai, non è finita. Speriamo, però ragazzi non stiamo nemmeno attaccando in modo troppo pericoloso. Non ti puoi entusiasmare queste partite così. Luigi Scimonelli dice l'anno scorso secondo me il Napoli era 100.000 volte meglio, probabilmente sì. Cody Black dice l'unica cosa che si salva per ora sono i gironi Champions che almeno ce la stiamo giocando. Sì, però insomma ce la stiamo giocando anche lì. No, vabbè, lì è la qualificazione è fatta. Sì, però come l'abbiamo ottenuta? Quanti pareggi? 2 pareggi, una sconfitta, cioè... No, quella è stata meglio. La Champions molto meglio del perché ci ha salvato perché eravamo nel periodo buono, poi nel periodo buio è venuto dopo, perché la Champions non si gioca continua come il campionato. No, lo so, però ho capito. Per fortuna, perché sennò capace facevamo male pure lì. Mario Ciccio Pasticcio dice sto Napoli è strano, è vero. Vero. Cioè. Comunque ragazzi, ricordo a chi si è messo in live da poco, se ancora non l'avete fatto per favore di lasciare un like sotto al video così ci aiutate a raggiungere più persone possibile e se vi siamo simpatici lasciateci un'iscrizione. E Ciucciariello ringrazia. Oddio. Rino Nerd dice un gol ci servirebbe come l'acqua, porterebbe un po' di serenità, esatto, ci vorrebbe proprio perché questa situazione si deve risolvere. Finché non si riguadagna un po' di serenità nell'ambiente, secondo me non ci sblocchiamo. Umbi dice il Napoli di Sarri è stato il migliore, come gioco sicuramente. Nei gironi non abbiamo ancora perso. Comunque chi non si è iscritto al canale lascia l'iscrizione, un bel like se volete, che sono qui per voi sempre. Niente, è un piacere stare con voi, siamo una famiglia, ci divertiamo insieme e fate anche voi parte del mio canale. Se volete, appunto, condividete anche la live con i vostri amici, che così condividetela sui social, c'è Instagram, c'è Twitter, c'è Facebook. Diventiamo una famiglia sempre più grande. YouTube, dove volete, siete liberi di fare ciò che volete. Giovanna dice si devono concentrare sulla Champions, ormai il campionato per noi è finito. Vabbè, magari vediamo. Grazie mille Mario il Ciccio Pasticcio, grazie mille. A che minuto stanno? Stanno a 79,5, 79,30. Praticamente all'80esimo. Hai messo il like, grazie Mario. Francesco Cerci che manda tutte le faccine carine. È triste. Raga, 10 minuti e recupero almeno 3-5 minuti, dai 3 ai 5 minuti. C'è ancora un po' di tempo per fare il gol. Una piccola speranza. Però se continuiamo a giocare così, è dura, raga, è dura. Uscire da questo periodaccio ci vorrebbe una vittoria, veramente, come diceva Rino, ci serve come l'acqua un gol. Giovanna dice come vi chiamate su Instagram? Su Instagram trovate Napuliello87, Napuliello, lineetta bassa 87. Oddio. Franco Falcone mi sono iscritto, grazie Franco.
Silvio, dai su Fratimo, chiedi a Ciucciariello. Ciucciariello si sta a deprimere anche lui qua su. Ci prova col suo cornicello, ma Che non cazzo è? funziona. Llorente che cazzo ha fatto? Ma insomma, cioè, secondo me sta un po' buttatello, comunque, Llorente è grande e grosso, basta che lo tocca e quell'altro. Beh, beh. Raga, è triste proprio. Cioè, e il Genova sta continuando a fare possesso. Non siamo noi che spingiamo come matti, sono loro. Sono loro che attaccano, raga. Oh, accorto. Cioè, Oh, escite da... cioè. No, raga. No, Non ce la faccio più, questi qua, non ce la faccio proprio più. mamma mia. Non ci riprendiamo proprio, non ci riprendiamo proprio. Va bene niente, ragazzi, è un casino. Federico Celano, dai, la rabbia non mi fare buttare la schedina. A me sa che sì, invece. Cosa? Ma che ammonizione ha dato a Llorente perché ha fatto un Anche a me mi sto facendo fallo? buttare la schedina un'aula, voglio. Eh. Napoli e Monza, che il Monza pure sta pareggiando. Franco dice: Per me non arriviamo fra i primi quattro quest'anno. Se continua di così, no, di certo. È una cosa poco ma sicura quella. Oddio, ragazzi. È un casino, un casino. Osvaldo Prandoni dice: Ancelotti nella sua gestione non ha vinto con Empoli, Sassuolo, Cagliari, Chievo, Sampdoria. Genk per essere esonerato cosa deve fare? Beh, De Ha detto la Laurentiis, Pans. De Laurentiis non è che uno che esonera facilmente. Io sono abbastanza d'accordo su questa condotta perché se non dai neanche il tempo a un allenatore di stabilizzarsi, è vero anche che ora, beh, questo trend sta continuando da un po'. Ma poi te lo rendo cosa, come si chiama? Porcellino d'India, l'ha avuto il tempo cioè, è dall'anno scorso che ce l'abbiamo a Ancelotti, chi le No, bici. quest'anno. No, mica chissà, l'anno scorso, ma che stai L'anno scorso dicendo? sì, Mo, sono sei fuori dalla tavola. Chissà nell'allenatore ha cambiato solo Conte e Sarri. vero. Amo, ma proprio... boh. Vai, vai! No! No, Llorente è Maximovic, solo. Ah no, Maximovic. l'ha tirata Maximovic che si è alta. mangiato. E mi sa che era anche in fuorigioco però, eh. Ancelotti nella sua Dio, gestione l'ho già non ha detto. vinto con Empoli, Sassuolo, Ciallaccio sullo Zano. vuol dire tanto, vuol dire, ma vuol dire veramente tanto. C'è una squadra per vincere il campionato lo vinci contro quelle squadre lì, vincendo con Cagliari, con Torino, con lo stesso che cacchio ora voglio, non posso calengare un macello, cioè devi vincere quelle partite lì, si è capito, con le medio squadre le devi vincere le partite, con le medio e quelle di bassa classifica. Ciao ragazzi, aspetto il gol di Ciro. Speriamo, Giambi, ciao Ciao Giambi. Giampi. Speriamo bene. Speriamo, però se continua così, mamma mia che pena, eh. Sì, tra l'altro Conte sta facendo un lavoro. È peccato di non averlo preso noi. A questo punto sì, anche se Conte È antipatico, è antipatico personalmente, però voglio, non metto in dubbio che è un grande allenatore. È un grande sì. allenatore. Sì, quello che ha fatto È un fare- allenatore che ti dà la carica, un allenatore col carisma. A me piacciono quelli con la grinta, no? Cagazzim, come si dice a Napoli. E lui è un allenatore del genere. Come lo era Sari, come è Mazzarri, questi allenatori qui. Ancelotti mastica come, sta settato in mano, sta là come, l'occhio ai sate e basta. Oh Gesù. Conte ci mette la grinta, è vero Claudio. Raga, mi manca solo il Napoli e vinco 150 euro. Mamma mia, mi dispiace per te, Luigi, ma mi sa che te ne dovrà mangiare la schedina. Sa quando me ne ha fatto mangiare a me il Napoli, purtroppo. Meglio prendere un punto che zero, vero? Sempre meglio, però insomma. Sì, vabbè. De Laurenti Ma in sta questo pensando momento a proprio- Spalletti, in casa Angelotti non vada bene. Cioè, no, bisognava vincere questa partita, che cioè, appunto. Italo Cuore Giallo Rosso dice Mihajlovic sarebbe perfetto per il Napoli. Forse, però poi Mihajlovic ora non credo No, è proprio che si Bologna. muova dal Bologna lui.
Forse ora non è neanche in non so condizione di cosa. reggere una squadra complicata come il Napoli, devi essere bello in forma, bello tozzo. Non credo che con quello che sta passando abbia la forza di concentrarsi su una squadra complicata e una piazza complicata come il Napoli. Ah, Spalletti, Nino si mette le mani in faccia al pensiero di Spalletti. A Claudio No. Spalletti non piace proprio e Luigi dice la stessa cosa della Juventus che ha pareggiato contro il Lecce. Mamma mia, oh. Il problema è che noi lo stiamo facendo spesso, non vinciamo da 2 mesi, ragazzi, siamo messi male. Vai! Madonna, l'ha Cristo! parato! Non l'ha parato, madonna. Cosa ha Su parato su Llorente. Llorente, sulla capocciatona di Llorente? Voglio, ma no, non c'è verso. No, vabbè. Vabbè, però cioè, non è che abbiamo, cioè, non è che abbiamo fatto tantissime palle gol. Mo. No, però insomma, che Vabbè, palle. ma non siamo un Napoli, cioè che vai Zelinski, Eh. Zelinski non la vede mai più la porta. Francesco Romano chiede Dzeko o Lautaro? Un vi rispondi A me piace Lautaro. Lautaro non perché secondo me come esperienza Zeco, dico Zeco, però io prenderei Lautaro perché è giovane, Oh no, perché a me un giocatore prima di tutto è forte e poi no, era no gol. gol, no? No gol sulla No, linea. guarda là, Cioè, per Madonna. quanto non è entrata per 5 centimetri quella palla, ragazzi. Madonna, era Lozano comunque di testa, era Lozano. Osvaldo dice se ADL non ha il coraggio di Prende- esonerare Ancelotti non vinciamo più. Comunque prenderei cosa, come si chiama? Avevo detto Dzeko. Martinez, ma che c'è? No. Boh, non ho Ho detto capito. Martinez Vabbè. perché è più giovane, secondo me può essere un grande talento, cioè fortissimo, a me piace tanto. Franco dice che lui non avrebbe preso sì, Lozano. Claudio Black dice certo che se fanno anche miracoli veramente, cioè proprio siamo sfigati in questo periodo. Umbi dice Franco, io sì, è un giocatore di grande qualità. Rino, secondo me uno che potrebbe dare una scossa all'ambiente sarebbe Mourinho, ma non arriverà mai. Sì, Mourinho ormai in Italia penso non ci torni mai più. Franco dice non vede la vita, la porta. Sì, a me Emilio piace Cirillo, Mourinho, difficile. vai, continuiamo così, lo facciamo, sì, però ragazzi non ci si può svegliare a 3 minuti dalla fine, a tre Lo minuti facciamo, dalla facciamo fine, domani, cioè, domani. per me ora è l'ora giusta, secondo me segnerà GG, speriamo, Ah, sono proprio- dobbiamo no, segnare, non raga, so. dobbiamo segnare, cioè, dai ragazzi, dai. Giulio dice Martinez lo pagate più di 100 milioni e De Laurentiis non li sgancerebbe neanche se gli puntassero una pistola in testa, quanto c'hai ragione. Ah, raga, tirateci su di morale, metteteci qualche like e iscrivetevi al canale se vi stiamo simpatici perché abbiamo bisogno un po' di supporto morale dopo stasera. Condividete il video con gli amici, Instagram, Twitch. Tweet, Instagram, Tweet, YouTube, Facebook, voglio, immaginici, tutti i social che ci stanno. Eh. Niente, ora guardiamo al Napoli, Lozano, Claudio dice speriamo di esultare tutti insieme, veramente. voglio, mancano un minuto e mezzo a fine partita. Francesco Romano dice segna Mertens tra 1 minuto, speriamo. Manca un minuto e recupero. Però con sobrietà, le esultanze qui sempre con Un sobrietà. minuto più recupero, voglio, è difficile. Ormai è qua. Osvaldo si è iscritto. Vai, oh! No, madonna. Non è. Niente rigore su Di Me l'ha Lorenzo. cercato un po' di Lorenzo. Grazie a Osvaldo che si è iscritto. Ma io sto male, io. Luigi Scimonelli dice dopo la partita c'è ancora la live. Ma io sto male, voglio. Umbi mi sa che non esulteremo. Cioè, raga, non si può pressare così alla morte gli ultimi 3 minuti. Dovevamo pressare così almeno minimo tutto il secondo Si svegliano tempo. alla fine, ma se boh, io non lo so. Ho appena visto un bel colpo in testa di testa di Elmas. Era quasi gol. Già. Mi arrabbia Merino un po' indietro. Mi arrabbierei moltissimo se pur di mandare via Ancelotti i giocatori giocano volontariamente male. È vero, comunque buonasera Matteo. Vai! Madonna, ma come si fa? Non credo che si arrivi a quel punto, perché insomma se sono dei professionisti non dovrebbero farlo in questa cosa, però in ogni caso si sarebbe veramente una brutta scena. 5 minuti, ma... Sì, Osvaldo, io sono toscana e lui di Napoli.
No, voglio è andato. Cioè, no. Un altro pareggio, ma no, non è possibile. Hanno dato 5 minuti di recupero, siamo già a 30 secondi dentro il recupero, Poi, ragazzi. facciamo compagnia al Milan quest'anno. Cioè, Facciamo schifo quando il Milan. T'ho detto tu, si fa schifo quando il Milan quest'anno. stiamo messi male male, se non ci ripigliamo, cioè... Oh, che pena, che pena. Ma io vi dico solo una cosa, se quest'anno riusciamo, veniamo esclusi, siamo esclusi Dalla Champions. dalla Champions, che non rientriamo nelle prime quattro, è un fallimento per il Napoli. Ma Se, sicuramente. se non entra nelle prime quattro è fallimento, perché non hai vinto niente che non hai vinto niente e va bene, perché tanto tutti gli anni il Napoli che vince non vince niente. Però se non riesce a entrare tra le prime Nemmeno- quattro cioè, veramente è fallimento. terribile. Tanti giocatori partiranno, ma sicuro. Sicuro. Se il Napoli non riesce a prendere il minimo obiettivo che resta la Champions, perché il Napoli doveva partire come candidato a vincere il campionato, ora ci ritroviamo per lottare per un posto in Europa. Se non riesce a trovare il quarto, al minimo il quarto posto, poi giù è fallimento. Silvio dice Fallimento. siamo a novembre, comunque sì, ma il buongiorno Sì. si vede dal mattino. Sì, se non riesce a prendere quell'obiettivo è fallimento del Napoli. Cioè io capisco perdere qualche partita, capisco avere un paio di settimane, un po' di sbandamento, ma qui noi non vinciamo da 2 mesi, ragazzi. Dove vuoi andare non vincendo con 2 mesi di fila, appunto a novembre? 2 mesi, no, Ma 2 no, mesi. vinciamo che la detto. Champions. Cioè, Ora vinciamo la Champions. magari Rino. Se non vinciamo il campionato, poi vinciamo la Champions. Cioè, Allora Matteo dice, Cioè- se venisse un altro allenatore quante possibilità ci sono perché i giocatori cominciano a giocare miracolosamente bene? Allora dipende, il problema è che i giocatori sono più o meno gli stessi anche dell'anno scorso, più o meno. E il fatto è che è proprio una questione che il periodo, cioè c'è stato tutte queste tensioni, secondo me, tra Ancelotti, De Laurentiis, i Vai, giocatori, i contropiede. tifosi. E non si ma vai staccano. però, porco currito, ma... Che mi fanno Sì, tanta abbiamo fame. vinto col Salisburgo, però cioè, il Andiamo, campionato su. è troppo tempo che non si vince. Ma guarda lì, ma guarda là! Ma chi è Kill? È Fabian Ruiz, ma che sta combinando? Franco dice Mertens non ce la fa più, l'anno scorso avrà fatto 20 gol, quest'anno quanti ne ha fatti? Uno o Mi due? stanno facendo morire a me. Ma come fai a ma dai, scrive che Kill è lo Genoa. Dei porti è do Genova Kill. No. Tirala là, vai però, non state fermi, è currito, vai di là, No, vabbè. vai, ma porca infame, vai, Dai. Ma vedi, ma che appunto, cazzo fischi chissà, perché c'è un giocatore del Genova in area a terra che... ah, Raga, risiamo lì, ora stiamo a pressiamo, ma non si poteva fare prima. A 3 minuti dalla fine te svegli. Buonanotte Franco Falconi che se ne vai. Vincenzo chiede se è finita, non ancora. Manca 1 minuto e mezzo praticamente. Tra 1 minuto e mezzo finisce Giuseppe D'Alessandro. Ciao Umbi, buonanotte. Ciao GR, a quanti minuti sta? Sta al 94esimo. Ciao, Tra 1 GR. minuto finisce, ragazzi. sì, 1 minuto e Tra 1 minuto finisce. Raga, come stiamo messi male. ciao Umbi, Ma male, voglio. Lasciateci qualche like e qualche iscrizione per io sollevarci il comunque morale, vi comunico perché che dopo la live faccio anche il video io, di commento alla partita, se lo volete vedere. se volete vedere sul mio canale farò il video di commento alla partita appunto. Francesco dice tanto il Napoli recupera dopo il mercato di dicembre, secondo me prende James e De Laurentiis Ciao, col cavolo Giuseppe Stano. che butta i Forza soldi. Napoli. Ah, dai, Giuseppe, ma dai. Ci si può riprendere solo 5 minuti dalla fine. Cioè, manca 10 secondi, ragazzi. Il Napoli ormai sta facendo schifo sta stagione, già. Veramente no, non va. Non ci ripigliamo, non Pareggiare, ci finita. ripigliamo. Abbiamo già pareggiato
più partite probabilmente di quante abbiamo fatto l'anno scorso in tutto il campionato. E stiamo a novembre. Ragazzi, boh. Io sono stati minuti questo indietro, magari Napoli, dopo che dopo è finita qui segnano. quante schedine avrà fatto saltare quest'anno il Napoli? Penso sarà la squadra che ha fatto saltare più schedine a tutti. Probabile, perché insomma... Penso è la voglia squadra che ha sorprese. fatto saltare più schedine a tutta la gente. Voglia Compreso me proprio. sorprese. Non lo devo giocare più il Napoli, mi dispiace, ma veramente, lo dico sempre, ma non lo devo veramente giocare più. No, Ma anche stasera mi ha fatto perdere. mortacci su. Dai! Dai! E che sti Ma cavoli! vabbè. Ciaone. 0-0. Cioè. Claudio dice: Francesco, tu dovresti essere felice. Ah, ciao Vincenzo, buonanotte. Combat 84, buonasera, speriamo di non andare in bido. Mamma mia, veramente. No, vabbè. Ma vogliamo fallire, Finita Matteo? 0-0. Ragazzi, è finita. È finita. Sì. Senti che fischio. Il San Paolo sta crollando per i fischi dei tifosi. Stanno fischiando de brutto. Ma vabbè, ma poi non c'è nemmeno tantissima gente presente, proprio perché... Cioè, sono tutti super delusi. Ma non è pieno il San Paolo. No, perché- però nel senso, tifosi stanno, quei tifosi che ci sono stanno fischiando tutta la squadra che è tutta ferma in mezzo al campo, delusa. È contestazione ora, perché il Napoli che non riesce più a vincere. voglio- Non bisogna mai giocare la squadra che si tifa, lo dico sempre anch'io, Giovanni. Sì. Fanno bene a fischiare, dice Matteo, che pare gol. Sì, Emilio, ma no, purtroppo. Peccato che Napoli però, veramente. Ma secondo voi il Milan quanti gol li farà contro di noi napoletani? Ma io ora in questo momento pensiamo a oggi. Napoli deludente. Ah, sì. Sono tutti in mezzo al campo i giocatori, applaudono i tifosi che li stanno Ma me- fischiando de brutto. Fischiando de brutto. Rino dice: io aspetto, non si sa mai, magari c'è un buco spazio-temporale. Ci spero, Rino, ma non mamma anche no, purtroppo. io sono deluso. Ah, Dio, il calcio a Napoli è morto, dice Carlo Palladino. Ti fa passare pure il genio di fare il video. Come fai? Cioè, Vabbè, raga. ma meno male ci siete voi che ci date un po' di... Almeno stiamo in compagnia, soffriamo insieme, Sì. ridiamo, scherziamo un po', perché se Ma tenete una cosa, ma veramente a me a volte quando vedo delle cose del genere mi passo il genere fai i video. Come fai a fare i video? Cioè vedendo delle cose del genere, il Napoli poco cattivo, Napoli che stasera se li doveva mangiare, doveva fare di tutto e di più per vincere la partita, pareggiare una volta. voglio. Silvio dice: Fratimo, brutto Napoli, manca troppo Allan e non hanno preso Veretù che poteva essere utile, è Sì. vero. Luigi si magna le mani perché ha perso 150 euro per il Napoli. Giuseppe Stano dice: il Napoli fa saltare la schedina. Ormai quante Sì, ma schedine ha quanto fatte ne fa? saltare il Napoli. Leo, buonasera. Da interista, come cazzo fate a pareggiare così? Ce lo chiediamo pure noi. Manneggia, Genova 17, Napoli 7, come? Mi ha fatto saltare la schedina, esatto. Ho visto senza parole, voglio. Chi se ti fanno mangiare un figo, ti fanno mangiare, ti fanno un figo da mare, voglio. Francesco Cirillo sta perdendo le staffe, ha ragione. Giuseppe Stano, ho perso solo per il Napoli, porca di quella. Ma tanti, penso. Carlo Petriccione, il Napoli, 2-3 pareggi, una perdita. Oddio, sono arrivati 2000 commenti in un secondo. Un altro pareggio. Carlo Palladino, stasera Ancelotti va esonerato. Cioè, guarda, secondo me c'è aria tra poco. 24 euro ha perso. Anche Silvio ha perso la schedina. Voglio, tutto mi ha perso per Napoli. Davvero, tutti sicuri che oggi vincevo, perché fra i fischi del San Paolo meritati, perché il Napoli, voglio, con tutto quello che abbia giocato e cercato di giocare. Ciao Claudio. Cioè, il Genoa ha meritato il pareggio. Grazie per essere state Perché- con noi. Cioè, non è che hanno creato chissà che sante. Sì, cioè i giocatori sono ancora tutti in campo e i tifosi li stanno accirendo. Io mi e aspettavo una fischi. prestazione più cattiva. Vuol dire che abbiamo creato qualcosina in più al Genoa, ma giochi in casa. Sì, ma poi più che altro abbiamo iniziato a pressare come dei dannati a 5 minuti dalla Giochi in fine. casa. A 5 minuti Cioè, dalla fine. al San Paolo senza fa un gol. voglio Manco dire. 1-0, lo dice pure Carlo Petriccione. Manco 1-0. Cioè, senza fa un gol. Carlo dice: la prossima schedina tifo Milan 2-1, Ma io- poi il Napoli vince 0-2. Ma io non capisco Speriamo. cosa è successo. Un Napoli che prima a inizio campionato prendeva tanti gol, ma poi faceva tanti gol. Esatto, no, l'attacco si è proprio spento.
Francesco Romano pure lui ha perso 200 euro, Oggi, ragazzi. se spendo Mertens che all'inizio segnava Valanga, è morto il Napoli. Cioè, dove è finito? Milik, cioè, pure la sfortuna che Milik si faceva male in questa partita. Cioè, pure quella abbiamo avuto, perché diciamo il Napoli sì Milik a non mancanza di gol risolveva. avanti, anche sfortuna. Però Ci dice mi dispiace gira per, tutto mi male, dispiace gira per voi tutto ma male. bene per noi. Brutta partita, il Gira Genoa ha tutto fatto il male. suo ma non ha comunque tirato tantissimo, è vero. Chi è? Sibiu. Però Per noi, chi è? dice mi spiace per voi ma bene per noi. Giuseppe Stano dice ma mo chi lo sente a De Ma chi è Laurentiis? questo Mo? qua? Non lo so, No, boh, è arrivato da poco. Vedi. sì. Francesco Cirillo, ti giuro che sto Grazie. incazzato nero, ma chiamatemi a me, so più forti io di sti scemi mongolati, darei 17 schiaffi, io guarda tifo Inter, scherzo. Insigne sono a fine corsa. Buonasera Voglio, Swiss Re. il Napoli va a finire che dovrà rifare tutto da capo, cioè dovrà, come posso dire, come ha fatto la Fiorentina, dovrà risfare tutto e ricominciare da Può capo. darsi. Ricambiare, resettare tutta la rosa. Carlo dice l'anno scorso secondi, oggi settimi. Sì, è veramente Poi dobbiamo deprimente. resettare tutta la squadra, rifondare, c'è un nuovo Napoli, una nuova squadra, cioè Prima risolvere però questa situazione. partire da tutti i giovani, Meret, Lozano che resta, magari tutti questi Di giovani qui. Lorenzo. Giovanna dice ragazza, purtroppo, raga, mentalmente non ci sono, è vero. Cioè, secondo me tanto fa questa situazione purtroppo a tesa. malincuore, se poi il presidente decide di mandare via Cagliacon e Mertens che cominciano a avere età, Rino dobbiamo YouTube, fare buonasera, dice squadra spenta, assolutamente. Sibiu dice Napoli 8 tiri, il Genoa 3, in possesso del favore del Grifone, il che è tutto dire. Ci servono 10.000 schiaffi a svegliarli. E mo Dela li sequestrerà negli spogliatoi, Rino, secondo me te ci hai azzeccato in pieno. ADL deve avere il coraggio di vendere la società, ci sta. Vediamo perché sono tante le cose. Andiamo a Lourdes a farci, sì, magari, se potrebbe dare un aiutino. Certo, con De Laurentiis Ditemi che è un incubo, cacciare- magari. De Laurentiis non vuol cacciare manco in euro, figuriamoci, quando mai. Quest'anno Svegliatevi. doveva fare il salto di qualità, siamo rimasti come siamo. Sì, siamo peggiorati. No, Francesco ma i Cirillo- giocatori sono i stessi, non è Sì. che abbiamo venduto. Ma ti ho detto, secondo me il nocciolo è tutta questa tensione che c'è intorno alla squadra da un po' di tempo. Quest'anno ce la dobbiamo sudare per l'Europa League, se continua così, assolutamente. Francesco sta piangendo, no dai, pigliamola un po' comunque così, che dobbiamo fare. Ivan Aletta dice no, 243 euro, ma mo se ne vanno dei giocatori, sono sicuro. Ragazzi, quanti schedini avete perso stasera solo per il Napoli, compresa lui? Rino Itti, Io non riconosco più il Napoli, sto piangendo, Io non lo veramente. riconosco più, non è più lo stesso gioco, non è, voglio. Purtroppo Manco se così. meritano scorno, sti scemi, non ce la faccio più. Raga, è Voglio- veramente deprimente. Via. Ragazzi, è stato bello stare insieme. Ci vuole San Gennaro in mezzo al campo, brava Giovanna. Sì, Io spero che il voglio, Napoli vinca una coppa perché merita di vincere qualcosa. Non se gioca così. Perché Voglio, no? guarda la classifica come sono 19, cioè il 19 Cagliari deve punti. giocare, Atalanta, Lazio e Roma devono giocare, cioè la Roma a 22, se vince domani va a 25, andiamo a 6 punti dal quarto posto. Guarda. Oh mio Dio, vabbè ragazzi, è stato bello stare insieme e purtroppo la serata non è andata bene. Non è andata bene per il Napoli, non è andata bene per noi che tifiamo Napoli, per chi assisteva, chi Anche per sosteneva tutti il quelli che hanno Napoli, perso le schedine. chi ha perso la schedina, appunto, compreso me che tifo Napoli, gli altri che avete perso le schedine, mi dispiace. Pronostico che tutti aspettavamo una vittoria del Napoli, una Invece reazione niente. del Napoli dopo tutto questo, invece voglio ancora una volta Delusione. pareggiare. Delusione, amarezza, è un brutto momento per tutto Napoli, la società, città e tifosi, soprattutto tifosi che si aspettavano di più. Ragazzi, è stato un piacere. Sì. Buonanotte a tutti. Vi auguro una ragazzi. buonanotte a tutti, voi che ci avete seguito in live, vi aspettiamo per una prossima live, mi raccomando condividete la live con tutti i vostri E i amici, video di commento di Napoli lasciate un bel 86. like e iscrivetevi al canale se avete voglia. Un Buonanotte abbraccio a e un tutti. saluto da Napoliello87, Ciucciarillo e mia moglie Sara, buonanotte a tutti, da E Napoliello87, E forza Napoles.